Poi vabbè, io ho avuto comunque un'adolescenza strana perché io dai 16 anni in poi vivevo da solo 6 mesi l'anno. Mia madre mi lasciava i soldi sul tavolo, le lasagne congelate in frigorifero, arrangiati. Io le giustificazioni me le facevo da solo perché 6 mesi di lasagne? no. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 182 di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra, un po' più lontano del solito, un ragazzo molto bello anche in questi scenari, Stefano Rapone. E Stefano, come stai? Bene, bene. Ciao. Tu stai bene? Io sto abbastanza bene. Ora in che posto siamo? Dove siamo? In una chiesa. In una ex chiesa. Ex chiesa. Non credo sia ancora chiesa, non credo chiesa. ce l'avrebbero fatto fare se fosse ad oggi. Non possiamo dire la messa, quindi. Non possiamo dire la messa. Però è un posto chiesa incredibile. Adesso non so se inquadriamo tutto per le persone a casa, voi siete qua, non serve. Però è un posto senza senso. Sei una chiesa sconsacrata, quindi mi dici. Come si sconsacra una chiesa? Sì. Qui usciamo dal mio range di conoscenze. Non ho idea. Non ho idea. Con delle bestemmie mirate in certi momenti della messa. Secondo precisi. Secondo me non basta. Se dice parola di no, secondo me no, non basta quello, non basta. Perché se no, secondo me sì. Vari fedeli hanno bestemmiato in varie chiese nella storia del cristianesimo, del cattolicesimo italiano. Non basta quello, spero. Perché se no troppe più chiese. Quella ha bestemmiato tutti fuori. Tutti fuori. Adesso è un posto di Satana, no? Non funziona. Può fare più. Vai là, ti confessi. No, ci avevamo detto l'altra volta che nell'altare per essere consacrata ci deve stare una reliquia. Ah, è vero, ce l'hanno detto qua a Perugia. Sì, basta che togli la reliquia dell'altare incastonata. Ah, se togli tipo Indiana Jones. E sostituisci con un'altra reliquia però di uno che non è un santo. Però finta, non come le reliquie delle chiese che sono vere 100% tutte quante. Certo. Certificate, quelle sono certificate. Arriva un esperto e fa: questo era il femore di San Filippo. Si capisce perché era forte a pallone. Questa che santo era? Questo è, vediamo subito. Questo era San Francesco al Prato. Un San Francesco minore. Considerato che Assisi sta qua dietro, qua c'hanno c'è del San Francesco d'Assisi, no, qua abbiamo San Francesco al Prato. Vabbè, tosta essere San Francesco al Prato quando Assisi è qua dietro. Vita complicata. Dicono, tu sei quello che parla agli animali? No, io sono quello che taglia l'erba. Però comunque qualcuno la deve tagliare sta erba. Certo. Con la sola imposizione delle mani, immagino. Se no la santità la davano a... Certo. Sconsacrata, mi confermate, stiamo facendo queste battute. Sì. Ci permettiamo come fossimo in un teatro, in qualsiasi teatro che ci fa capire la grandezza di Dio, e noi sta qua vabbè, non so più parlare. Senti, ringraziamo il Tanganica Festival, Comic Umbria e Matteo Svolacchia perché, a parte le cavolate, questo posto è incredibile, sono felicissimo di essere qua. Tu lo leggi Berserk? Il? Berserk o Berserk? Sì. Quel rosone lassù, sembrano tutte le bocche di Berserk. Questo non è preparata. Ma tu dici quelle del... Sembrano le bocche col naso sopra, quelle del Begelit. Del Begelit, sì, un po' sì. Tantissimo. Perché è sconsacrata. Se questa fosse l'eclissi, vorrei io essere il tuo Griffiths e tu il mio Gatsu. No, perché scusa? E ti porto via tutto. Perché deve essere? No, se c'è un Griffiths tra noi due, sei tu palesemente, certo. Questo è chiaro. Sei tu malvagio. E questa è entrata bene perché giustamente tutti conoscono la storia di Berserk. Sì, dovrebbero conoscerla. Andrebbe insegnata all'asilo, scuola materna. Certo. Che altro? Che altro santo abbiamo qua? Qual è il santo di... Che santi ci avete in questa città? Lui fa un simbolo nazionalista serbo, mi sta facendo così. Che santi avete? E lui fa così. Perché fai sta cosa? Di dove sei? San Costanzo. Di dove sei prima di tutto? Sei di qui, quindi non sei un ultranazionalista. Questo è importante. San Costanzo. San Costanzo. Chi è San Costanzo? Vediamo chi è San Costanzo.
Grazie, non penso Grazie per che averci comunque detto. non c'è niente di male. Eccolo qua, San Costanzo di Perugia. Cioè, perché dici perché è santo? Secondo la tradizione, tu lo sai perché è santo, che ha fatto? Voi sapete chi è San Costanzo? Siete fan? No, ce l'avete? Ma che sanno questi girano per chiese No. sconsacrate la domenica, il giorno del Signore. Certo. Veramente pecorelle non smarrite, proprio buttate. Te lo dico, secondo la tradizione, durante la persecuzione di Marco Aurelio, fu condotto per mano di alcuni soldati davanti al console Lucio. Un nome tranquillo. Lucio. Vabbè, però all'epoca potevi essere console anche Sì, col nome Lucio, sì, mo sì. te davi in aria. E barbaramente flagellato, quindi immerso nell'acqua bollente, da dove uscì miracolosamente illeso. Ah. Vedi? Immune all'acqua bollente. All'acqua bollente, però secondo me, questo è bello, le flagellazioni prese tutte, perché lui c'ha solo l'acqua bollente. Acqua Certo. bollente così, Una- però con tutte cinghiate dietro. Però una acqua skill. bollente, grande. E qui giustamente dici, Nairi, oh, questo è immune, lo salviamo. No, ricondotto in carcere. Su. Dice questo. Vediamo. Convertì i suoi custodi, vabbè, almeno quelli li ha fatti, che lo aiutarono a fuggire, rifugiatosi a casa di Anastasio, Il cantante, sì, salutiamo. sempre uno. Lo salutiamo, Amico. Cristiano, fu con questo di nuovo arrestato e decapitato nella città di Foligno. Quindi è la trama del miglio verde. Cioè lui hanno visto questo fa i miracoli, comunque lo uccidiamo. Spoiler, ma non mi interessa. Se resisti all'acqua bollente, facci vedere se sai anche fare la testa staccata. E quella A Foligno sono fatti i cucì, come si suol non dire. l'ha saputa fare. E poi c'è questa cosa, questo conferma, tradizione vuole Ma che fa che San Costanzo che ogni fate a anno- quando è San Costanzo? Che giorno è? Ma avete fatto non sapete niente. No, Uno, gennaio. chiediamolo qua a Arcan. Chi? 29 gennaio. 29 gennaio, molto vicino al compleanno della mia ragazza, questo non interessa a nessuno, la tagliamo subito. Durante la festa di San Costanzo, le ragazze nubili Sì. vanno nella chiesa di San Costanzo per chiedere se si sposeranno entro l'anno. La leggenda dice che se guardano il gioco di luci riflesse sull'immagine del santo, si ha l'impressione che San Costanzo abbia fatto l'occhiolino. San Costanzo fa l'occhiolino alle pischelle nubili di Perugia. Sì. Questo è il 29 gennaio, fa freddo, non sapete che inventarvi perché... E in quel caso, se lo fa, significa che le nozze ci saranno, altrimenti, per consolazione, il fidanzato regalerà alla ragazza il tipico torcolo di San Costanzo. Ma che scena, ma che tradizione è? E il santo non gli ha fatto l'occhiolino, ci ho dovuto dare il torcolo tutta la notte perché era disperata, ci ho dato il torcolo. Cos'è il torcolo? Cos'è il torcolo? Cos'è un torcolo? Il torcolo di San... Ci ho dato il torcolo di San Costanzo. Vabbè. Perché il santo non gli ha fatto l'occhiolino, gli ho dovuto dare io il torcolo. Poi, per tradizione medievale, l'occhiolino può essere visto solamente da ragazze nubili vergini. Ah, ok, allora è quello. Quindi, Ora, per fortuna, quindi le ragazze perugine si sono emancipate e piano il torcolo quando gli pare. Quindi non arrivi Quando a vogliono, farti fare l'occhiolino dal santo Certo. bigotto. E qua di nuovo E chiedo questo scusa è a tutti. tutto quello che so di San Costanzo. Bellissimo. Eh, Che miracoli ha fatto? non lo so, non me lo carica. Vuoi dirlo tu? Aspetta, fammi vedere. Per essere santo non può solamente dare il torcolo alle donne, quello non può essere. Solo gli occhiolini alle pischelle nubili. Non basta quello di fare altri miracoli. Allora, San Costanzo. 2 miracoli. Aspetta. Una donna affetta da completa... Ok, c'era una donna... 2 miracoli? Sì, una donna affetta da completa cecità si fece portare... Ah, ok, quindi praticamente c'era una donna che è andata da San Costanzo e ha detto: Santo, io non vedo, io non riesco a vedere le serie TV all'estero. Ah,
ti prego, aiutami. E il santo le ha detto, sorella, cos'altro vuoi dal mio miracolo? E lei gli ha detto, santo, vorrei vedere le serie TV all'estero senza che la mia connessione venisse rallentata e sentendomi totalmente al sicuro. E lui le ha detto, ma è facile, sorella, Che devi fare? recati nella descrizione della puntata con Maurizio Battista e clicca sul link nordvpn.com/tintoria e otterrai uno scontone clamoroso per questa VPN. E lei disse, grazie mille, e cliccò su nordvpn.com/tintoria e disse, ammazza che sconto pazzesco. E così ottenne la vista delle serie TV anche all'estero. Ho trovato anche l'altro miracolo. Ah, C'era un signore che ha fatto maestro, rabbi, si diceva così. No, non riesco a camminare. E lui ha risposto, basta un click. Questa è stata la cosa. eppure Oggi oggi ci siamo abbiamo sgravato. abbiamo Qui sgravato. forse non andava bene fare Non andava questo. bene fare questa cosa sui In santi. caso No, i santi vanno bene. finché sono nostri, della nostra religione. La nostra religione è la più bella. Questa sicuramente la Questo vogliamo. sì. 100%. Beh, ma non è certo grazie alla nostra devozione che siamo arrivati alla puntata numero 182 di Tintoria e Certo. non è certo Neanche grazie a San Costanzo e al suo torcolo, se siamo noi arrivati. no, ma tante persone hanno tenuto duro proprio grazie. Però noi deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, quindi senza ulteriore indugio andrei a presentare l'ospite di questa puntata speciale. Signore e signori, per favore un applauso per Jacopo Fo. Buonasera, benvenuto. Panico? Benvenuto a Tintoria. Oggi abbiamo una formazione per cui devi veramente girarti di 180 gradi Sì, tutto il infatti. tempo per parlare con noi. Vabbè, Sarà, se non Va ti- bene, mi girerò. sarà tosta. La previsione è che sarà tosta. Grazie mille di essere Grazie a voi. Allora, io prima ho sempre iniziato le puntate dicendo come ho conosciuto l'ospite. Io 2 settimane fa, più o meno, sono andato con la mia ragazza a fare un ritiro di comunicazione di coppia organizzato dalla psicologa della mia ragazza ed è una cosa fatta a Roma Nord, quindi già estrema, voi non mi interessa, però per me tanta macchina. E quindi ci siamo ritrovati insieme a varie coppie a fare questo raduno di comunicazione per coppie e c'erano diverse coppie, marito e moglie in crisi, coppia di giovani che deve trovare se stessa, varie coppie. E tutto l'incontro si basava su esercizi che ti venivano spiegati dalle psicologhe e poi tu ti ritiravi con il tuo partner, la tua partner a fare i suddetti esercizi. E era un ritiro lungo che è durato tipo 8-9 ore. E alla fine di questo ritiro ci è stato anche fatto fare un collage che rappresentasse come ci sentivamo in quel momento, perché una delle psicologhe faceva arte terapia e il collage era l'unico momento condiviso tra coppie in cui ogni coppia dice abbiamo fatto questo collage rappresenta questo. E mentre ci spiegavamo queste cose a un certo punto siamo arrivati a una delle coppie e la donna della coppia ha detto questo rappresenta questa figura importante, rappresenta la madre del mio compagno perché lui è comunque una figura importante perché lui è il figlio di Franca Rame. E io ho avuto un momento di pausa e poi qualcuno ti ha detto ma quindi tu sei Jacopo Fo? E tu hai detto sì.
E quindi io ho avuto questo momento che sembrava Matrix quando vedi 2 volte il gatto nero, perché io 2 settimane dopo sarei venuto qua a fare questo a cui state assistendo oggi, e in quel momento avevo passato 9 ore insieme a te senza riconoscerti, e avevamo passato 9 ore facendo terapia di coppia, di gruppo insieme, senza sapere l'uno dell'altro. Tant'è che io poi, poco dopo, sono andato lì e gli ho detto: guarda, io sono Daniele Tinti, faremo il podcast insieme. E tu pure mi hai detto: ma com'è possibile questa cosa? E io ti ho detto: non lo so, questa cosa non è possibile. È l'impossibilità. Io nella mia vita ho avuto delle coincidenze completamente assurde e questa è sicuramente una coincidenza grandiosa, cioè, ma poi anche il fatto che non ci siamo riconosciuti, Sì, perché zero. era talmente fuori, no? Tu pensavi terapia di coppia, altre coppie, non è che pensi che incontro lui che poi devo venire qua, cioè, È stato per me ad oggi inspiegabile, tra l'altro forse sprecata, perché forse potevamo vincere dei soldi alla lotteria con la stessa probabilità di incontrarci, invece semplicemente adesso abbiamo avuto questo aneddoto di 2 minuti. Col se ne poi era meglio un turista per sempre andato bene, e la probabilità secondo me era la stessa. Però di buon auspicio, speriamo che sia stato un incontro di buon auspicio, infatti eccoci qua. io penso che quando scattano le coincidenze, c'è anche la coincidenza che ti casca un frigorifero sulla testa, quella è un po' negativa. Sì, Come mai proprio a me in quel momento, se passava un secondo dopo, prima? Però generalmente le coincidenze per me sono sempre state positive, o anche comunque assurde, cioè tu dici ma com'è possibile? Perché magari ci sono delle coincidenze in cui decidi di bruciare un'occasione folle che ti potrebbe portare ricchezza, fama. Ti è mai capitata questa cosa? Mi viene in mente una che veramente ho perso una quantità di soldi inaudita, perché ad Alcatraz c'era un corso alla Libera Università di Alcatraz, qui vicino a Perugia, e c'era questo corso un po' yoga, un po' mistico. A un certo punto io stavo chiacchierando al bar con degli amici, sento delle grida, delle cose, e corro fuori e c'erano 80 persone, alcuni in ginocchio, altri che pregavano in piedi, altri completamente, perché sul tetto della palestra c'era una luce che danzava, una palla luminosa così, e tutti dicevano chi i marziani, chi il karma, i superpoteri, lo spirito del grande saggio indiano. E io lì ho dovuto decidere se dirgli la verità oppure cavalcare la tigre, no? Pensa ai giornali, cioè, tutti stavano a fare le fotografie, cioè poteva essere veramente uno scoop, migliaia di persone alla ricerca di questo extraterrestre. Ma io sapevo che cos'era, perché questa valle dove io vivo ha una particolarità atmosferica che a un certo punto io stavo disegnando sul tavolo della cucina e entra una palla di luce che lentamente così fluttuando attraverso la cucina e va a sbattere sul lampadario e fa puff, e resto sconvolto, no? Passano 2 settimane e succede la stessa cosa, cioè un'altra palla di luce entra fluttuando e va invece a sbattere sul lavandino. Allora che dico, cioè mi sono spaventato, ho iniziato a informarmi e ho scoperto che è un fenomeno naturale, si chiamano fulmini globulari. E tra l'altro da quando ci sono i cellulari c'è un sacco di gente che è riuscita a riprenderli. È un fenomeno molto raro, ma assolutamente... Però uno è facile scambiarlo, soprattutto all'interno di un corso un po' mistico, di gente un po' così... Per il supernaturale. Kundalini, yoga, soia e gioia. Guarda, ti dico la verità, da come me l'hai descritto tu, mi sembra comunque una cosa metafisica, cioè nel senso... Sì. Che cos'è un fulmine globulare? Perché è una Questo carta Magic. è una cosa che hanno scoperto recentemente, perché fino a un certo punto pensavano che erano santi extraterrestri, miracoli, no? Se in chiesa ti appare un fulmine globulare, tanto sono lentissimi, cioè si muovono. Ma se li tocchi che succede per venire nascosto? Io non ci ho provato, questo mi manca, non c'è. Ho visto anche un documentario a un certo punto, quelli clima estremo, no? Che ti fanno vedere tutte le cose stranissime, ma non c'era nessuno che davanti ha detto
poteva essere... Non fa. Io vi sconsiglio di toccarlo, guardatelo, guardare e non toccare è una cosa da imparare, è meglio. Certo. Ma poi avete risolto con le vostre compagne la situazione? Sì, devo Ma- dire che è migliorata molto la situazione. Non c'era molto da risolvere. Vabbè, adesso questo poi tagliamo Cose, tutto. No, no, però... cose personali, scusate. No? Vabbè, questo poi lo tagliamo. Ma tu non avevi la sensazione di essere fuori posto a volte? Perché noi chiaramente prima di sapere che noi avremmo fatto una puntata insieme, quella cosa che fai, te vai là da coppia e giudichi tutte le altre coppie. È normale, è inevitabile. E mi sembrava che voi foste comunque una coppia affiatata, eppure noi ci sentiamo tali. Invece c'erano coppie che comunque erano si vedeva pezzi, che erano ai proprio che ferri dicevi, corti, no? ragazzi, voi siete arrivati oltre i titoli di coda, però no, è nobile, bellissimo che siano andati a mettersi in gioco. Tu ogni tanto non pensavi, ma che cazzo stiamo a fare qua? Che questi sono disperati e noi comunque stiamo qua a parlare di comunicazione. No, il problema è che siamo insieme da 5 anni, non abbiamo ancora litigato Capito? e lì bisognava inventarsi delle contraddizioni. Esatto, quindi eravate in cerca di comunicazioni nuove da fare. Io un po' abbiamo avuto questa sensazione. Però mi è sembrato interessante questo Molto. fatto di spiegarti come è facile distruggere un matrimonio rapidamente sulla base di errori di comunicazione, no? È vero che è stato molto interessante. Questa cosa che dici sei uno stronzo non funziona, no? Quando fai così io mi sento una roba qua che sono in ansia, funziona, cioè no? Apre la possibilità di una conversazione. Io ho trovato veramente intelligente. Vabbè, Ilaria è una psicologa, per cui c'era poi anche lei sta facendo un master di questo sistema, così, per cui io ero anche un po' una cavia, avevo vari ruoli. Ancora più, quello era un livello ancora successivo, andare a fare la cavia di una cosa. Però è vero, anche io l'ho trovato comunque molto interessante, molto utile, cioè come ti spezzetta il litigio tipico nelle coppie e ti dice guarda che probabilmente fate così, così e così, provate a correggere questo percorso. Io pure l'ho trovato molto interessante finché non ci ho avuto questo momento, ti giuro, di shock, quando ho capito chi eri e ho pensato questa probabilità è prossima allo zero. È stata la cosa più interessante del corso anche per me, capire come abbiamo fatto arrivare nello stesso... Beh, erano 7 coppie, non 30 coppie. Sì, cioè, pochissime persone. Pochissime persone, molto limitato. Magia. La vita è magia. Io sono laico, però bisogna ammettere che ci sono delle cose che sono magiche. Cioè, dici, quando ti succede, dici, ah, minchia. Sì. Stefano sono d'accordo. No, io non sono venuto, però la prossima volta ci vengo pure io, magari incontro anche io altre persone. Un altro che ospite. poi vengono ospiti del podcast. Se succedesse di nuovo, allora lì sarebbe proprio stregoneria pura, magia Sì, nera. se succede 2 volte, no, tu anzi dovresti proprio andare, perché se succede 2 volte è un botto. Sì. Cioè, una teoria scientifica a quel punto. Andiamo fuori da ogni tipo di probabilità. Vero. Jacopo, io partirei come domanda che ci eravamo preparati proprio dal momento in cui ho capito chi eri, cioè quando la tua compagna ha detto no, perché poi comunque sia le figure genitoriali importanti in questo collage, in quel caso disse lui è figlio di Franca Rame, e una cosa che ti volevamo chiedere è, noi prima chiediamo come hai cominciato, a tutti gli ospiti, com'è che hai cominciato a fare questo percorso, però essendo figlio d'arte di 2 genitori d'arte che sono così importanti per l'arte e per la cultura italiani, tu hai iniziato, cioè appena nato, già pronti via, già hai iniziato il tuo percorso, e però la cosa che ci incuriosisce è avere 2 genitori di questo tipo, di questo calibro, usiamo questa parola, è stato più un'opportunità di guardarli, di imparare di fare, o un peso? Cioè, volete fare discorsi pesi? Vabbè, Sì, è abbiamo stata portato qua un'opportunità incredibile, 2 persone veramente interessanti, amorevoli, eccetera. D'altra parte noi eravamo perseguitati politici,
Cioè, io dopo che i miei a Canzonissima, che era la trasmissione più importante dell'anno, l'unica che fosse abbinata a una lotteria, ebbero il coraggio di parlare della mafia e di denunciare che in Sicilia la mafia ammazzava gente, arrivò la lettera scritta col sangue con la lista delle torture che mi avrebbero fatto prima di sgozzarmi, una piccola bara bianca che era il segnale della condanna a morte per un bambino, e io a 7 anni andavo a scuola scortato dalla polizia. Cioè, questa no? Io quando avevo 12 anni scoprì che ero molto politicizzato, già sapevo il Vietnam, le cose, e scoprì che c'era stato un tentativo di colpo di Stato in Italia e che i miei genitori erano sulla lista di quelli che dovevano essere presi e portati nel campo di concentramento in Sardegna, ed ero terrorizzato perché si parlava che poteva arrivare il colpo di Stato, parliamo del 69, e praticamente io convinsi i miei genitori a darmi una parola d'ordine che se chiunque mi telefonava, io stavo sulle montagne sopra Como, e chiunque mi telefonasse con questa parola d'ordine, io e le mie 2 cugine che vivevamo assieme con la nonna, avremmo abbandonato la nonna perché era intrasportabile e ci eravamo allenati a raggiungere in 45 minuti un punto del reticolato di confine tra l'Italia e la Svizzera dove era stato tagliato, passare, e poi avevamo degli amici in Svizzera che ci avrebbero nascosti, e la parola d'ordine, ora posso dirlo, era la gallina ha fatto l'uovo. Se uno telefonava, gallina ha fatto l'uovo. Però a quel punto vi siete preclusi la possibilità di fare vita d'orto e di campagna, perché se poi cominciavano ad avere delle galline e dicevano oh, ma non sai che è successo oggi? E tu via verso e tu calcio a nonna e via verso la Svizzera. Ciao nonna, ti voglio bene, devi capire. Comunque erano momenti di panico, ma era anche divertente perché quando tu sollevavi il telefono sentivi dei rumori, perché non c'era come adesso l'ascolto elettronico, no? I carabinieri dovevano proprio attaccare la levetta, no? E c'era mia madre che quando si incazzava perché succedeva qualcosa di politica, di qualche ingiustizia, che doveva sfogarsi, mia madre era molto sanguigna, prendeva il telefono e diceva pronto maresciallo, ma le sembra giusto che fanno questa cosa, che questa famiglia, e lei diceva che dai clic clac clac che sentiva se il maresciallo era d'accordo, non era d'accordo, no? E lì anche c'è una coincidenza incredibile, perché a un certo punto incontro un maresciallo dei carabinieri in pensione che, quando scopre che ero figlio dei miei, mi dice io devo ringraziare la tua famiglia perché sono diventato comunista ascoltando le vostre telefonate, che secondo me è il massimo, cioè, no? Bellissimo. Guarda, lì ecco, tutti i comunisti. E poi l'altra coincidenza incredibile che fa capire che certo è stato un vantaggio, ma qualche cazzo di problema ce l'ho avuto, è che negli anni 90, fine anni 90, un giornalista di Repubblica, una storia stranissima, insomma, trovano in un sottoscala del Tribunale di Milano abbandonati degli scatoloni, vanno lì, una telefonata anonima segnala, vanno lì, e questi scatoloni sono tutti i rapporti della sezione politica della questura con tutti i pedinamenti eccetera eccetera, e c'è un intero scatolone enorme dedicato alla mia famiglia, e questo giornalista di Repubblica pubblica questo lunghissimo articolo raccontando che cosa ha letto, e noi eravamo sotto osservatorio della polizia dal 62 al, non so adesso, 98, una roba così, e c'era addirittura un nucleo della finanza incaricato di riuscire a trovare qualche evasione fiscale per sputtanare la mia famiglia, ma la cosa meravigliosa erano i rapporti degli agenti che ci seguivano, non me, seguivano i miei genitori, e ce n'è uno in particolare meraviglioso perché mio padre esce di casa
a Cesenatico, va a Cesena e c'è la macchina che lo segue e il rapporto dice: arrivato a Cesena la stazione scende, entra nell'edicola, nella cabina telefonica, vediamo che armeggia, fa una telefonata, quando esce entra un agente e trova in effetti nel mezzo alla rubrica del telefono un foglio che viene girato al servizio di decrittazione, perché chiaramente è un messaggio rivolto ai terroristi comunisti che mio padre fiancheggiava, e dopo un mese l'ufficio di decrittazione dei servizi segreti lo restituisce con un rapporto a fianco dicendo: non siamo riusciti a decodificare questo messaggio, e Repubblica pubblica il messaggio che era il seguente: patate 2 kg, carote 1,5 kg, pompelmi 6. Cioè mio padre, una volta che è andato a fare la spesa, ha perso la lista della spesa e mia madre l'avrà fatto a pezzi, perché no? Per cui insomma è stata diciamo una storia. Poi vabbè, mia madre è stata rapita, massacrata, hanno fatto di tutti i colori, per cui poi io a 17 anni ho sclerato completamente, perché quando ti violentano la madre, ti torna a casa coperta di sangue, di bruciature di sigarette, no? Quello poi sono delle cose che dici: beh sì, famiglia di comici, però vabbè. Certo. Hai fatto la domanda, dovevo rispondere. No, ma infatti grazie della risposta. Avevamo parlato di questa cosa. Sì, ma poi comunque rischi anche di crescere, cioè non so adesso se tu lo sai, ma con la paranoia che c'è sempre qualcuno che ti osservi, cioè sì. È così, cioè, sì, e resti paranoico. Resti così. Cioè, è una cosa indelebile, cioè quelli che dicono: ma ho superato, no, hai superato un cavolo, hai imparato a convivere con una situazione pesante, insomma, no? Perché la paura ti resta, insomma, no? Poi vabbè, erano anni non di guerra, ma insomma, quando uno dice: ah, una volta che bello vivere in Italia, adesso no. Fatti in giro di 15 giorni negli anni 70, poi me lo telefoni. No, immagino. Ma invece, scusa, dal lato invece positivo, cioè comunque ci sarà stato anche tutto l'altro No, aspetto. il lato positivo è che, vabbè, sai, mi hanno insegnato l'ira di Dio. Erano 2 persone che, vabbè, non c'erano grossa parte dell'anno, però quando c'erano veramente, cioè con una grande presenza. Poi vabbè, io ho avuto comunque un'adolescenza strana, perché io dai 16 anni in poi vivevo da solo 6 mesi l'anno. Mia madre mi lasciava i soldi sul tavolo, le lasagne congelate in frigorifero, arrangiati. Io le giustificazioni me le facevo da solo, perché 6 mesi di lasagne? no. Perché sono tante. No, quelle erano per le emergenze. In realtà andavo al ristorante e poi c'era il mio amico Sergio Parini, che sua madre, Iole Parini, è tuttora una donna meravigliosa, che aveva capito la situazione drammatica, per cui mi faceva da vice madre, mi dava da mangiare cose buone. Insomma, io sono sopravvissuto grazie alla signora Iola Parini. E poi se proprio avevi gli ospiti tiravi fuori una di queste lasagne di 6 mesi fa e dicevo: ragazzi, è fatta, niente microonde, però col forno piano piano. Senti, in tutto questo a 18 anni già cominci a fare voglio dire la parola vignettista. Come mai vignettista? Cioè, la tua strada l'hai trovata che dicevi: questo è quello Io che non voglio volevo fare? andare a scuola, io ho finito le scuole superiori proprio perché mi hanno buttato fuori col minimo dei voti, perché ho dovuto abbandonare il liceo classico perché non ero in grado. Sono passato al liceo artistico e mi hanno proprio buttato fuori. E mio padre mi ha detto: senti, o fai l'università o vai a lavorare. Io ho detto: vado a lavorare, non sapevo fare niente. Mi divertivo a scuola a fare le vignette che prendevo per in giro il preside, queste cose qua. E ho iniziato a fare questo lavoro e anche lì è stata una cosa incredibile, perché a un certo punto vogliamo fare una rivista, mettiamo insieme un gruppo di disegnatori, che poi non c'era internet, per cui trovare 20 disegnatori in Italia, che poi si sono rivelati tutti grandissimi, no? Erano dei ragazzi come me. E poi a un certo punto io lavoravo per un giornale, l'Arcibraccio, distribuivo i volantini di pubblicità davanti alle scuole, facevo anche le vignette, facevo sia... E praticamente torna in Italia Pino Zac,
che era fuggito all'estero perché aveva fatto tutta una serie di cose, era accusato di oltraggio alla religione, oltraggio al pubblico pudore, eccetera, e fonda questo giornale, adesso lo faccio breve, Il Male, e mi chiama perché aveva visto i miei disegni su questo arcibraccio, che è la versione italiana del Charlie Hebdo, quello che poi li hanno massacrati tutti. E inizia questa avventura spettacolare perché io mi trovo a far parte di un gruppo di disegnatori incredibili, Angese, Andrea Pazienza, Liberatore, Vincino e tanti altri, e facciamo questo giornale che ha un successo incredibile. Io mi firmavo Giovanni Karen perché volevo vedere se avevo successo non come il figlio di Dario Fo, perché ovviamente quando sei il figlio di Dario Fo c'è il problema di dire ma io valgo, per cui avevo questo pseudonimo. Becchiamo 183 denunce, cioè ogni numero veniva sequestrato, cioè abbiamo scoperto che era un gruppo di fondamentalisti cattolici dell'Aquila e noi facciamo una cosa Dell'Aquila? Tu sai che io sono cresciuto all'Aquila, ma quindi infatti questa cosa non lo può dico che riempirmi d'orgoglio. Lo dico perché chiaramente Perché anche tu hai serve un avuto antagonista ogni... No, ma, chiaramente hai avuto anche dei problemi a crescere all'Aquila. Vogliamo parlare dell'Aquila? Perché Ti prego, guarda. l'Aquila, non sapete, l'Aquila a un certo punto c'è il terremoto e 2009. muoiono in gran parte, no, nel 1500. Ah, poi stiamo parlando di Muoiono quell'altro. nel 1500. Non del mio, No, quello prima che tu nascessi, Sì. poco prima che tu nascessi. Poco per 1500. E praticamente in parte muoiono, in parte scappano e c'è l'Aquila che è disabitata, non esiste più. Allora il Papa ha un'idea tremenda, eccezionale, cioè prende 1000 frati e 1000 suore e li sposa di autorità a caso e ripopola l'Aquila con... che è un marchio, capite? Cioè, Infatti l'Aquila rimane città di conservatori, però poi c'ha anche avuto il periodo spagnolo perché era la città più a nord del Regno di Napoli, con tutti gli spagnoli, effettivamente è una città di montagna. È una città strana comunque. Città strepitosa, strana. Cioè, se ci cresci ti accoglie, ti ama per sempre. Da fuori capisco come possa risultare, diciamo, spigolosa. No, io sono andato a fare delle cose all'Aquila, sono stati sempre strepitosi il pubblico. Vabbè, comunque, torniamo al discorso di prima. E noi praticamente all'Aquila mandavamo il giornale con un giorno di ritardo. Quindi in tutta Italia lo compravano il primo giorno perché sapevano che poi l'Aquila lo facevano sequestrare, ritiravano tutto. E vendavamo l'ira di Dio. Ma la cosa incredibile è che a un certo punto io scopro che in Francia un gruppo di pazzi ha fatto il falso di Le Monde. E vado in redazione e dico ragazzi, potremmo questa idea pazzesca, il falso, e iniziamo a fare i falsi degli altri giornali. Ad esempio l'Italia aveva perso la semifinale dei mondiali, parliamo del 79-80, adesso non mi ricordo, e c'era l'Italia che era umiliata perché come al solito contro tutte le previsioni eravamo arrivati alla semifinale. E noi facciamo il falso del Corriere dello Sport, rosa, perfetto, con scritto annullati i mondiali. Non mi ricordo chi erano, gli olandesi, fai conto, si sono drogati prima della partita, quindi la FIFA ha annullato i mondiali, si rigioca la partita. E usciamo con questo numero, io chiusi alle 5 di mattina il giornale in tipografia, andai a casa, mi feci una doccia, andai in piazza di Spagna, mi sedetti sui gradini, ogni 10 minuti arrivava un disgraziato col nostro giornale, agitandolo tutta la piazza, poi scoprivano che era falso e c'erano le edicole che spedevano il nostro Corriere dello Sport e non il Corriere dello Sport vera. Ora, è vietato, cioè tu non è che poi fai i falsi del Corriere della Sera, della Repubblica, di tutto abbiamo fatto i falsi e nessuno ci denunciava perché eravamo troppo simpatici. C'era il momento del terrorismo, gli anni di piombo, noi pigliavamo per il culo le Brigate Rosse, l'antiterrorismo e quelli che prendevamo per il culo tutti ed era una boccata di ossigeno, di risate, no? E appunto ci organizzavamo che ogni numero ci doveva essere qualche cosa che ci faceva sequestrare il giornale. Di 180 denunce io ne ho presi 86, però quando arrivava il messo del giudice e io dicevo no, ma Giovanni Care non lo conosciamo, è uno che ci manda i disegni per lettera, non sappiamo chi sia. Però questa cosa, quindi sequestro dall'Aquila, bella me, strepitoso.
queste cose non si potevano fare, le denunce, però comunque vendevate una quantità di copie fuori controllo. Era meraviglioso. E lì, se avessimo avuto la televisione dalla nostra parte, noi facevamo dei numeri che non si poteva pensare. A un certo punto stiamo facendo questa riunione e non mi ricordo più chi, guarda Vincino, era questo disegnatore meraviglioso, e dice: ma tu se non avessi i capelli saresti Craxi. E tutti lo guardavano e dice: sì, cazzo, è uguale a Craxi. Allora noi vendavamo 80.000 copie come minimo alla settimana con punte di 150.000, avevamo i mezzi, per cui cosa facciamo? Chiamiamo un truccatore di Cinecittà e lo facciamo uguale a Craxi. E il giorno dopo c'era il congresso del Partito Socialista. E allora ci presentiamo in 10 di servizio d'ordine col nostro Craxi, e nel momento in cui Craxi sale verso il podio in questo palazzetto dello sport con 3.000 socialisti, dall'altra parte arriviamo noi con l'altro Craxi. E questi due Craxi si incontrano e Craxi, quello vero, molto spiritoso, dà la mano a quell'altro Craxi. E immaginatevi la folla, 3.000 persone. E poi niente, il nostro Craxi si ritira perché a quel punto il gioco era fatto, a noi ci interessava avere la fotografia per uscire in prima pagina con la foto, ci sono due Craxi, il nostro è meglio. A quel punto lì però c'è stato un gruppo di socialisti che si è incazzato veramente e abbiamo dovuto fare scudo in 10 e per portare fuori Vincino vivo. È stato difficilissimo, però ce l'abbiamo fatta. Beh, l'importante è che ce l'ha fatta. Ma scusa, lì com'era quindi a livello di, c'era proprio una redazione con tutti voi che andavate lì ogni giorno e facevate, cioè come funzionava anche a livello, cioè come si costruiva il male? C'era un tavolo enorme fatto da 6 tavoli messi assieme e noi iniziavamo a fare delle riunioni, diciamo, il giornale usciva il lunedì, dal mercoledì iniziamo a riunirci. Generalmente non si concludeva quasi nulla fino all'ultimo giorno, a volte l'ultimo proprio alle 3 di notte ci mancava ancora la copertina, la retrocopertina e il paginale centrale, che erano le 3 cose fondamentali del giornale, e andavamo avanti fino all'alba. A volte bisognava correre in tipografia per aggiungere gli ultimi disegni, no? Stampavamo con una rotativa che non poteva stampare a colori e non avevamo i soldi per fare, soprattutto all'inizio, le prove di stampa, per cui uscivano delle cose che i verdi erano rossi e tutti dicevano: che arte, perché questi, hai capito, cioè non è che fanno, cioè perché disegnano Craxi blu? Perché ci siamo sbagliati, abbiamo fatto i calcoli bene, però tutti lo vedevano come una gran cosa di... Questo è stupendo. E coloro, cioè, che rapporti avevi con gli altri che facevano? Cioè, c'era appunto Vincino, cioè, che rapporti... cioè, Con Vincino Angese eravamo proprio fratelli, anche perché io e Vincino, Pino Zac se ne andò, eravamo i 2 soci più anziani con più quote del giornale, perché eravamo confluiti dentro questo giornale di Pino Zac col giornale che facevamo dentro Lotta Continua, che era l'Avventurista. Poi avevamo un meccanismo, una strana cooperativa eravamo. Era una cosa meravigliosa, cioè io, sai, 30 persone intorno a un tavolo che sparano a cazzate e poi, vabbè, questa va bene, questa la facciamo il numero prossimo, ma la creatività è innanzitutto il fatto di aver coraggio di giocare, per cui io non è che devo avere l'idea buona, io dico una stronzata, tu rimbalzi, quello rimbalza, tu rimbalzi, alla fine viene fuori. È stata una scuola meravigliosa. Poi lì c'è stato il problema, troppi soldi, è esplosa l'eroina pesante e io mi sono reso conto che il giornale era finito quando un giorno del fine anni 70, ero stato via una settimana, arrivo in questa palazzina meravigliosa su 3 piani col giardino, bellissimo, entro, salgo, vedo uno all'ingresso con una scrivania, e siccome ero, diciamo, facevo parte dei soci fondatori, dico: ma scusami, ma io non so, non sapevo che sei stato assunto, no? Gli chiedo semplicemente: ma scusami, tu chi sei? Questo mi dice: io sono qui per vendere la roba, che vuoi? Cocaina, eroina, oppio? Cioè io ho detto: ok, siamo finiti, e lì poi il giornale è morto. Ti stavo per chiedere, è stata la roba.
Sì, Questa cosa mi lascia... Beh, no, è bellissimo perché questo è un podcast dove si parla anche tanto di droga e quindi cioè, avete detto proprio come si fa io mi sono nelle trasferito in discoteche Umbria. adesso, che dici ci metto io quello mio dentro che vende, così facevate nella redazione di un giornale e dici vabbè, tanto se ci serve. Io lì ho capito che ho continuato a lavorare per il giornale, però mi sono trasferito in mezzo ai boschi qua, perché No, certo. no, ma poi era degenerata la situazione, nel senso che c'erano botte al giornale, cioè cose assurde. Alla fine dovevi andare a lavorare e fare a botte. E dovevi andare a fare a botte per le idee, per i soldi Ma o per no, la ma per droga? stronzate, artisti. Mi stai sul cazzo? Cioè, poi era una cosa, era anche bello, no? Mi ricordo Perini, un grandissimo disegnatore che mi disprezzava, diceva che non sapevo disegnare, ma lo scriveva sul giornale, cioè faceva dei disegni, diceva questo piccolo mio disegno è più bello di tutti i disegni di Giovanni Karen e Stronzo, no? Proprio così. E a un certo punto arriva la Rai che lo intervista e lui era gasatissimo perché sua madre l'avrebbe visto e un deficiente dietro di me in diretta con la Rai lancia una torta di panna in faccia a Perini. Lui vede il braccio perché con l'angolo dell'occhio e pensa che siccome mi piava per culo, mi bullizzava, fossi stato io, ma io non avevo fatto un cazzo. E praticamente parte per uccidermi. Cioè, capito? C'erano queste cose qua che tu correvi sul giornale, quello voleva ammazzarti. Poi era Dopo che aveva preso una torta in una faccia, torta in quindi faccia, tutto sporco di comunque panna. restava un posto magico perché Sì, no, un po' succedevano delle cose che erano completamente fuori da ogni... Dici, vado al giornale e chissà che cazzo succede. Ma anche perché, diciamo, l'autorità dello Stato erano fuori di testa. A un certo punto alle 5 di mattina non sappiamo cosa fare nel paginone centrale e un pirla dice facciamo che c'è l'isola dell'Asinara dove erano rinchiusi tutti quelli delle Brigate Rosse, facciamo che andiamo a liberare tutti quelli delle Brigate Rosse con un assalto tipo Topolino e Paperino, per cui iniziamo a disegnare il sommergibile, quelli che arrivano con l'elicottero, quelli col moscone, ma una stronzata. E c'è tutta la mappa dell'isola dell'Asinara con dove sono dislocate le carceri, le cose, queste cose. Usciamo, ma una stronzata? E praticamente la mattina del giorno dopo, quando il giornale esce in edicola, arriva uno squadrone dell'antiterrorismo con i mitragliatori spianati, tutti mani in alto, e dice voi adesso pagate perché avete pubblicato una mappa dell'Asinara che è segreto di Stato e voi siete conniventi. Allora c'era Santucci, che adesso è un autore televisivo straordinario, che era il segretario di redazione, era un ragazzino con le mani alzate, dice scusate posso abbassare le mani, vi faccio vedere, abbassa le mani, si gira, c'era la libreria, prende l'Atlante dell'Italia De Agostini per le scuole medie inferiori, dice guarda l'abbiamo presa qui la mappa dell'Asinara. Ovviamente dopo che l'antiterrorismo si era andato, una paura disumana perché poi sparavano mica, cioè no, lì, cioè, capito, cioè, dicevi una parola sbagliata, cioè non piavi le botte, le pistolettate da destra e da sinistra. E praticamente è chiaro che tu poi fai il comunicato stampa dicendo l'antiterrorismo ha assaltato la sede del male con i mitragliatori spianati perché avevamo pubblicato la mappa dell'Asinara presa dall'Atlante geografico di Agostini, cioè, tutta l'Italia sghignazzava, capito? Certo. Cioè, anche lì avevamo dei colpi di culo che tu dici com'è possibile? E lì è stato tutto, cioè fino a quando ha funzionato la magia era grande. E posso chiedere una cosa, perché secondo me parla un po' di quei tempi, ma è anche attuale. Un tavolo di 30 persone che si rimbalzano le idee, di quelle 30 persone quante erano donne? Avevamo un certo numero di donne grandiose. C'era ad esempio Cinzia Leone, che oggi è una grandissima romanziera, fumettara,
eccetera. Però in effetti il numero era la maggioranza erano maschi. C'era Giovanna Caronia, che era la moglie di Vincino, che gestiva tutta una serie dell'apparato, eccetera. Maschi. Non c'è da dire. No, secondo me è interessante, sì, ecco, pensarci appunto a come stiano cambiando. Invece in famiglia mia comandava mia madre, però. Cioè, ma non solo dal punto di vista tecnico. Mio padre scriveva i testi e mia madre glieli tagliava. La faceva editing. No, editing, gli diceva proprio... Cioè, mi ricordo una commedia meravigliosa per me, ero un bambino piccolo, era Pietro d'Angera che alla crociata... La storia vera di Pietro d'Angera che alla crociata non c'era. Già il titolo, no? E alla fine mio padre aveva scritto, corretto, eccetera, eccetera, e mia madre gli dice: no, Dario, mi dispiace, sono tante parole belle tutte in fila, non è teatro. E mio padre: no, il messaggio politico. E mia madre dice: non è teatro. Che lei era nata in una compagnia di attori Girova che a 13 giorni aveva debuttato nella parte della neonata, bravissima, e aveva un orecchio teatrale. E infatti poi con Iele e Mattea, le mie figlie, abbiamo deciso, adesso che vengono rieditati tutti i libri, mettere mia madre come autrice, perché mia madre non gli interessava, cioè, ma poi non esisteva neanche, no? Invece mia madre ha dato proprio contributo di idee, cioè tutta una serie di spettacoli, di chiavi narrative, era mia madre che le portava perché le aveva recitate con questa famiglia di attori girovaghi che aveva una tradizione teatrale incredibile, per cui i primi 5 spettacoli che scrive mio padre in realtà erano scritti a 2 mani con mia madre che gli raccontava le soluzioni teatrali. Sì, no, infatti è giusto mettere effettivamente anche lei se si fanno le riedizioni. Ma io ti volevo anche chiedere, visto che ora parlavamo sempre del mondo fumettistico, tu lavoravi anche con Andrea Pazienza lì nel... Andrea Pazienza eravamo molto amici. Io poi ho il merito, che ho scritto anche nella prefazione, il primo libro di Andrea Pazienza, che quando ho visto i disegni di Andrea Pazienza ho detto: questo è un cane, non sa disegnare. Cosa che gli ha portato molta fortuna. C'è una giustificazione: io ho visto un pacchetto di disegni che lui aveva fatto per sedurre una ragazza che erano fatti veramente coi piedi, quindi però quando poi l'ho visto disegnare veramente, Andrea Pazienza era un mostro, era di una bellezza sconvolgente, era un bronzo di Riace, atletico, coraggiosissimo. Lui aveva una coltellata sulla schiena che gli apriva tutta la schiena perché aveva difeso da un'aggressione sulla spiaggia una ragazza e era riuscito a salvarla, ma si era beccato la coltellata, cioè erano proprio così. Mannaggia. E lui è un altro che è morto per l'eroina. Infatti lì, cioè, se muoio lo incontro, gli è meno, perché, cioè, come cazzo fai? Cioè, sei un semidio e non ti basta. L'eroina mi sa che è stata molto brutta come fenomeno nazionale e internazionale, cioè che a un certo punto arrivava sta cosa che ammazzava un po' di persone e ne rovinava altre e tu dicevi però peccato. È stato come un mitragliatore pesante, cioè è una cosa incredibile, cioè, soprattutto i primi 2 o 3 anni è stato, perché poi la gente si iniettava di tutto, overdose, nessuno sapeva cosa fare con un'overdose. Io per fortuna mi sono salvato, ma perché proprio è una droga che ti separa dal mondo. L'ho provato una volta solo, ho fatto così, mi ha dato una sensazione di gomma. Infatti questa è un'altra domanda che faccio a tutti gli ospiti. Io di solito chiedo che rapporto hai con la marijuana, però visto che stiamo partendo dall'eroina partirei da là e poi andrei a scendere, perché a questo punto la marijuana mi sa un po' di... Solo canne. Perfetto, e quindi siamo arrivati proprio alla domanda. Solo canne. Ti fai le canne? Sì. Posso chiederti se erba, hashish, quante? Io No, ti parlo in questo mi sento di parlarti, io di darti del ho tuo. fumato tosto da ragazzo, adesso no, ormai no, poi solo erba biologica. Certo, coltivata da amici di cui non faremo il nome. Da amici umbri che salutiamo.
E con amici umbri intendiamo te stesso, ma questa la tagliamo No, perché comunque sia. Ma e poi hai rallentato e o smesso perché non ti andava più o perché ti faceva venire i pensieri? La- io in realtà sono un salutista, per cui, cioè, quando hai 18 anni, 20 anni, no, c'è lo sballo, poi a un certo punto. E ti sembrava che con la marijuana ti aumentasse la creatività? No. Io credo che sia una sostanza molto strana perché dipende tu come stai. Cioè, ho visto gente andare a mettersi a piangere, gente uscire di testa completamente. Tra l'altro il disastro della marijuana è la disinformazione, perché c'è 1 su 1000 che si fa una canna e l'abbiamo perso. Cioè, io ho avuto un amico che non è mai più rientrato. Sì, ti può slatentizzare delle cose che poi... Sì, poi se uno è creativo, no, voglio dire, può rilassarti, ma io non credo assolutamente che le droghe amplifichino qualcosa. E senti, mi incuriosisce a questo, grazie intanto della risposta sulla marijuana, l'eroina sa di gomma? No, Ti- la sensazione che mi ha dato, ma io veramente ho fatto così, perché mi trovavo spesso in mezzo a amici che si facevano, e a un certo punto mi è venuta la curiosità, no? Ma cosa li attira? E lì ho sentito proprio la mia come posso dire, cioè se vuoi le canne ti aprono, cioè voglio chiacchierare, no? L'eroina è un bozzolo che ti difende, io ho avuto questa sensazione, no? E- Quindi non è vero che dalle canne si passa all'eroina, allora. Questo No, smentisce beh, queste cose. questo lo possiamo smentire anche Sentiamo. statisticamente, lo possiamo smentire. Beh, adesso Siamo convinti. la prova scientifica è che se uno fa catechismo ha più probabilità di Di darsi di drogarsi. eroina. Ah, di eroina? Eh sì, cioè, a livello statistico non c'è nessun rapporto, adesso ho detto una battutaccia, ma non c'è nessun rapporto tra le canne, No, certo. cioè sono proprio 2 mondi diversi. Poi l'eroina all'epoca, una cosa che credo facesse molto paura è che, adesso dico una cosa che però pure questa è statistica, nessuno aveva gli strumenti per capire in cosa si stava ficcando, perché le droghe, gli abusi di droga in Italia e in tutto il mondo adesso avvengono per determinate persone che culturalmente non sanno a quello a cui vanno incontro, oppure se lo sanno sono circondate da persone che lo fanno. Negli anni 70 invece era proprio un mondo di cultura di persone che in teoria lo dovevano sapere, però essendo una cosa nuova non lo sapevano e prendeva tutti. Non c'era nessuno Ma, che aveva le cose, le mosse. beh, per fortuna la maggioranza non si è mai fatta di niente, cioè, perché sennò i morti sarebbero stati. Però il disastro è che queste cose qui non si spiegano a scuola, cioè, per me fornire un'informazione, e tra l'altro questa cosa continua, sta arrivando in Italia questa droga zombie americana, che in America ha fatto 100.000 morti, cioè 100.000 morti. È una droga che tu la fai 4 volte e sei finito. Se guardate su TikTok Philadelphia Zombie, vedete Sì, delle sì, fa scene di paura. migliaia di ragazzi che, poi, vuol dire 100.000 morti, ragazzi, è una cosa, è una guerra, è una guerra. E bisognerebbe informare, no? Sta arrivando anche in Italia, è una droga che non costa niente e nessuno dice nulla? E a scuola non facciamo informazione sulla droga? Cioè, questi sono pazzi, irresponsabili. Sì, Scusate, vai quindi Stefano. tu usi TikTok? Cioè, Questa è l'unica droga che ha capito Sì. Stefano è TikTok. Stefano è molto preoccupato Scusate per se il tuo torno. consumo Tu giornaliero sei di screen time. usi parecchio TikTok? Sì. Che te guardi su TikTok? Che ti esce fuori se cerchi? Allora, TikTok è meraviglioso perché c'ha un algoritmo che se tu metti dei cuoricini a quello che ti piace e dici non mi piace,
quell'altra cosa, lui ti fa vedere, io vedo storia, scienza, comici, ballerini e arte e un po' di politica. Ah. Però vedo anche la vita della ragazza che vive nella Bidonville di Nairobi e che ti fa vedere come vive, ed è una cosa che non ce l'hai da nessuna parte. Io uso anche molto Facebook, ma Facebook non ha un sistema per selezionare quello che mi piace così forte. Questo da un certo punto di vista è perverso, perché se tu sei terrapiattista, TikTok ti fa vedere soltanto il terrapiattismo. Se sei fissato con le rotondità ignude delle fanciulle, ti fa vedere solo quello. Io l'ho disinstallato per Però quello. è uno strumento. L'ho disinstallato per quello, perché dopo un po' dicevo ma che sto a vedere le invece è bello ragazze, perché- ma perché? C'ho un'altra vita. Perché Stefano, volontariamente... ti lascio fare questo. Ah, devi andare a fare la tua... Vai su TikTok, sì. No, è che tu hai... Ed è in bagno che deve drogarsi, sai, questa impellenza. No, è che tu hai descritto il mio TikTok, perché effettivamente ho terrapiattisti e donne nude, però... Ma non Però per- questo dipende da te, cioè se tu per 2 settimane ti occupi No, ma basta che lo vedi una volta. Io una volta ho visto un video del terapiattista, dice, ah, vedi questo, dice queste cose, e poi appunto lui pensa che io sia interessato a queste cose, quindi mi capitano spesso gente che parla Però con gli se tu alieni. metti non mi piace, Ma c'è non mi piace? come no, c'è il cuoricino rotto. Davvero? Sì. Non ci ho mai fatto caso. Sì. Poi se schiacci a destra c'è condividi, schiacci lì, puoi anche dire non voglio più vedere sta merdaccia. Ah, e io invece segnalavo e dico, però, Vabbè, perché mi capitano, sai cosa? comunque io uso molto di più Facebook. Facebook. Sì, Facebook è proprio quello che dal punto di vista lavorativo poi mi tiene su. Perché su TikTok ho avuto successo facendo quando i russi hanno invaso l'Ucraina, ho fatto un corso di russo, perché se impari il russo è meglio, perché quando arrivano i russi in Italia non ti sparano, no? Perché c'era il panico che non si fermassero là. Io non so il russo, ho detto delle cose ignobili, con il traduttore Google faccio sentire Da Svidania, no? Quello ha avuto successo, ho dato 500.000. Però mi hanno criticato alcuni e hanno detto questo non è russo. Non si capiva che una gag, scherzavo. certo. E mi dicevano guarda che non si pronuncia così, Da Svidania non ci vuol dire ciao, vuol dire arrivederci. Quello forse era un agente del Cremlino che cercava... vedi, non sei ancora abbastanza paranoico, allora io avrei pensato subito, questi mi stanno tracciando e me li trovo dietro casa. Vabbè, facciamo un gruppo di autocoscienza io e te, dopo che ho già fatto il gruppo di psicologia della coppia con Tinti, io e te dobbiamo fare paranoia. Paranoia russa e altre. Paranoia. Sì, e basta. Ma invece a me mi capitano quelli che spremono i brufoli. Adesso so che posso Ti dà toglierli. paranoia? No, sì, mi fa impressione, fa schifo, quindi non so come toglierli, però siccome me li vedo che stanno così e quindi pensa che io li voglia vedere, cioè mi capitano e quindi... Però ora so che c'è il cuoricino, lo premo, Il sperando cuoricino quello rotto. Quello rotto, Se quello rotto, schiacci sì. quello grosso, quello ti fa vedere solo brufoli. Che solo schifo, brufoli, che ragazzi. schifo. Ma tu hai avuto l'acne da ragazzo? Un po' sì, Io tanto. forse per quello. Io ero molto acnoso. E quindi per questo non vuoi più vederli anche tu, No, immagino. proprio... mi fai sudare questi ricordi, scusate. No, non ci pensiamo, non pensiamo a cose... ti spogli. Ok? Lo dico per gli amici che ci ascoltano. Si sta spogliando. Come siete buoni, l'applauso perché uno si toglie la giacca è il massimo del successo. Beh, sei un bell'uomo, quindi ci sta. Sì, come sei buono anche tu? Qui a Possiamo frequentarci. Cioè, che qui a Perugia. Ma che ti volevo dire? Ma invece no, voi facevate anche tornato intanto Tinti. Ho sentito un applauso. Un applauso. Mi sono tolto la giacca. Giusto. Adesso mi tolgo, c'ho il maglione, la camicia e sotto c'è pure la maglietta. E lì standing C'ho 3 ovation. applausi ancora. Giusto. Poi quando sono torso nudo partono i fischi. No, ma voi facevate anche degli eventi dal vivo col male, facevate anche feste, cose. Lì ci fu, cioè, vuoi che ti racconti la storia del male? A un certo punto avevamo tantissimi soldi e decidiamo di fare un regalo
ai romani, il male era letto sia dai radical chic che proprio i borgatari, quelli terribili. Facciamo questa festa col manifesto che era: il male presenta il Festival della Miseria all'ex macello di Roma, cioè proprio 3 nomi, era veramente l'ex macello, c'era questo spiazzale immenso e mettiamo un palco di 25 metri, impianto di amplificazione gratis, e facciamo venire chi vuole. E praticamente arriva anche Ilona Staller, la grande pornomodella, e ci sono 3.000 persone. Ancora prima dell'inizio dello spettacolo ci sono risse, gente con la faccia spaccata, cioè proprio un postaccio. E nel momento in cui c'è questo presentatore che era un colosso, uno che lavorava con Arbore all'Alta Domenica, e annuncia: ed ora, ladies and gentlemen, Ilona Staller si spoglierà per voi. C'è questa folla così. Ilona Staller si strappa il vestito uscendo dalla roulotte e deve ricucire il vestito perché deve entrare vestita e poi spogliarsi, non viceversa. E i miei amici dicono: vai su te. Vado su io e avevo un cappello da vigile urbano di quelli tipo casco, un cappotto blu, e inizio a spiegare che l'atomo non esiste, perché Al posto di Cicciolina questo. al posto di Cicciolina. Allora tu immagina 3.000 satanati che uno invece gli spiega che la distanza tra il nucleo dell'atomo e il primo satellitino, se il nucleo dell'atomo è grande come una nocciolo di ciliegia, gira intorno al campo di calcio, per cui è tutta vuota la materia, per cui se tutto il Monte Bianco, se prendiamo gli atomi, li mettiamo vicini tutti i nuclei satellitini, sta in una tazza da tè. E ovviamente partono a quinta battuta quando capiscono che non ero Cicciolina e volevo parlare degli atomi. Partono i fischi, e fatto sta, questo colosso, io ero la metà di adesso perché mi sono irrobustito facendo i tetti di Alcatraz, ma allora ero veramente una mezza sega totale. Questo colosso mi spinge fuori, il pubblico acclama e i miei amici fuori, Vincino, Angesi, mi dicono: ma che cazzo fai? Cioè, ti fai buttare fuori questo, lo paghiamo noi, vai su e finisci quel cavolo che dovevi dire, no? E il mio sketch poi finiva dicendo: la materia non esiste, perché poi anche le particelle subatomiche sono solo energia, quindi voi non esistete, non rompete il cazzo, ciao. Questo era il mio, era 5 minuti. Inizio a parlare e il presentatore, che era andato a vedere se arrivava Cicciolina, si gira, vede che io sto ancora rompendo i coglioni, tutti iniziano a fischiare, io cerco di... e vedo questo che si avvicina e... anche lì, coincidenza, io 2 mesi prima a Milano, siccome io ero considerato dai compagni una vittima della violenza fascista, stavo al parco di notte, arrivano un gruppo, una decina, trascinando un ragazzo, dico: questo è fascista, cosa ne facciamo? E volevano che io facessi da giudice. E io praticamente ci parlai, dissi: ma no, ma questo... Insomma, lo salvai, poi lo accompagnai a casa per evitare che qualcuno lo massacrasse, perché voglio dire, picchiare un ragazzino, che cazzo me ne frega a me, cioè, mia madre era stata sequestrata ai servizi segreti, io riuscivo a beccare quello dei servizi segreti che l'aveva sequestrata, oppure che... E praticamente parlando, evidentemente avevo accennato che io mi interessava molto la cultura giapponese, e quello lì, quella sera lì a Roma era arrivato al Festival della Miseria, e per ringraziarmi che l'avevo salvato dalle botte dei comunisti, pur essendo comunista, mi aveva portato una spada giapponese, una katana. Io lì per lì, non sapendo dove metterla, avevo tolto il cappotto che era lunghissimo, l'ho appesa già alla spalla, mi ero infilato il cappotto, e praticamente in quel momento vedo questo presentatore che si avvicina e dico: che cazzo faccio? Questi mi massacra, tutti che mi fischiavano. Dico: ma vaffanculo, mi sono slacciato i bottoni del cappotto, ho tirato fuori la spada, e quello mi ha guardato e ha capito che ero pazzo e che l'avrei veramente tagliato in 2 perché la lama era vera. Il pubblico ha capito, avvezzi alle risse per strada, hanno visto che io avevo l'occhio assassino, silenzio totale.
io finisco il mio pezzo e dico, e perciò non esistete, non rompete il cazzo, e poi mi aspetto l'applauso, stupidamente. Invece è partita una bordata di fischi che mi ha spostato. Post scriptum, 15 anni dopo, con lo spettacolo Lo Zen e l'arte di scopare, vengo ingaggiato dal Festival dell'erotismo di Casalecchio, arrivo lì, si sono persi il pullman con le pornodive, perché non era Festival dell'erotismo, era pornografia, e io devo fare il mio spettacolo sui miei problemi sessuali tragici, e mi dicono vai alla sala 1 e contemporaneamente sti stronzi col microfono centrale dicono ed ora Jojo la Belle si accoppierà con il pitone per voi nella sala numero 1. Per cui io salgo sul palcoscenico, 800 persone che hanno pagato 46.000 lire, che allora è una cifra, e che vedono me che gli spiego che soffrivo di eiaculazione precoce, impotenza e frigidità maschile. Immaginatevi come mi hanno fischiato. E io dico, che cazzo di probabilità ho 2 volte nella vita di salire su un palcoscenico al posto di una porno diva? Cioè, mica è successo a tutti, scusate. Vedi, quindi tu sei un miracolo della statistica vivente, tu pieghi le probabilità, Sì. ti succedono cose improbabili. No, ma veramente, guarda, Sì. io cioè, per me, la mia vita, dico, ma come cazzo è possibile? Cioè, non dici, ma E questa volta non c'avevi una katana da infatti- tirar fuori. no, mannaggia, gli ho detto, guardate ragazzi, non c'ho le tette, pigliatevi con gli organizzatori, lasciatemi recitare, se ne sono andati via quasi tutti, sono restati una ventina, ho fatto uno spettacolo di 1 ora e 45 in 45 minuti senza saltare una battuta, e sono stato umiliato perché in una pausa che stupidamente mi sono fermato, magari dice qualcuno applaude qua perché c'era sempre l'applauso, c'era uno che stava lì in emiliano e mi dice sei un comico nato, cioè che è proprio la morte per un attore, cioè lì muori, però io venendo da 3 generazioni di attori ho detto ma vaffanculo, vado avanti. Io porto comunque a casa lo spettacolo, è giusto. Però quindi la lezione che ne traiamo è sempre portare con sé una katana, perché non si sa mai. Non si sa mai, è la katana, poi quando la tiri fuori c'ha il suo perché, insomma, i giapponesi hanno studiato. Fa un figurone, che cazzo. soprattutto una katana vera che dici a un uomo Mica, era diciamo da pochi soldi, ma era con la lama, che tagliava comunque sia, certo. Sì. tagliava, sì, no, Però vedi, questo ci insegna anche la gratitudine dei fascisti. Cioè, comunque, fai un L'altra favore, lezione, fai un favore a un fascista e... Cioè, vabbè, Vedi? ragazzi, qui bisogna anche, cioè, io penso di poterlo dire, cioè, la cosa grandiosa che chi ha salvato più ebrei non sono stati i comunisti o i socialisti, perché il padre di mio padre faceva scappare gli ebrei in Svizzera sul treno della capostazione, ma ne ha salvati una ventina. Cioè Schindler ne ha salvati 1.500, quell'altro di Trieste che si è finto console spagnolo ne ha salvati 5.000. Cioè, come si chiamava? Vabbè, non mi ricordo. qui ci coglie impreparati. Come si chiamava? Vedete? Perlasca. Bravo, Perlasca. Quest'uomo che salva da solo 5.000 ebrei ed era un fascista, cioè aveva combattuto con i nazisti, con i fascisti in Spagna contro il governo legalmente eletto con le elezioni. Mio padre è stato salvato durante la guerra da un fascista, mia nonna è andata da questo qua e ha detto senti mi devi nascondere il figlio perché è disertore. E lui ha detto ma io sono fascista e appunto lo metto a casa tua, chi cazzo te lo viene a cercare a casa tua? E mio padre si è salvato così. Cioè smettiamola di fare muro contro muro, cioè non è più tollerabile e lo dico venendo da una storia in cui era muro contro muro, ma poi cioè, diventi mostruoso, no? Tu lotti per un mondo migliore, eccetera, eccetera, e poi inizi a fare tutti uguali, tutti uguali. Io mi sono trovato nell'aula studenti della mia scuola, con il responsabile del servizio di lotta continua e del manifesto che mi mandano a chiamare, io ero dell'autonomia operaia, e mi trovo questo ragazzino, dice, adesso lo dobbiamo interrogare, questo deve parlare. Al di là che è un ragazzino di 17 anni, che cazzo vuoi che ti dica sugli attentati dei fascisti?
E io mi sono trovato a dover decidere con chi stavo. Anche lì mi sono messo da parte il fascista, mi sono messo in mezzo e ho detto esci, e questi volevano torturare. Ma è mai possibile? Tu vuoi fare un mondo migliore e sei disposto a torturare ma chiunque, cioè io pure se mi trovo davanti uno che ha i segreti, lo torturo. Sì, sì, ci sono, è giusto, no? Ci sono, ricordiamo, dei fascisti dal cuore d'oro, diciamo così. Ci sono anche dei comunisti al cuore d'oro. Certo, Io certo. comunque sono stato picchiato 2 volte in vita mia, una volta ai fascisti e una volta ai comunisti. I comunisti hanno scoperto che ero comunista ma hanno massacrato i botte. Cioè, i comunisti hanno scoperto che eri comunista Sì, e ti hanno perché menato. non c'è nessuno che odia i comunisti come i comunisti. Ah, cioè, posso chiederti com'è successa questa vicenda? Ah, dunque, oddio mio, allora, mia madre viene rapita, io do fuori di testa, dopo un mese che la curavo, che si era grosso modo rimessa un attimo in piedi, esco di casa, trovo uno che mi dice noi abbiamo gli uomini, le armi e l'intelligence per trovare chi ha rapito tua madre e ammazzarli, vieni con noi? Io dico sì. E ho fatto tutto il training per diventare terrorista e mi sono salvato perché mi sono reso conto che erano completamente matti, perché io volevo fare, no, non volevo fare qualunque cosa, questi erano pazzi, cioè quello che si dovrebbe raccontare del terrorismo, soprattutto adesso che molti ragazzi stanno valutando le scelte da fare, che quando tu inizi a usare la violenza sono i più stupidi che pigliano il potere, perché sono quelli che non hanno paura di niente. Ma voi sapete quanta gente è stata arrestata dalle organizzazioni terroristiche italiane perché la polizia ti ferma e tiri fuori 2 carte d'identità con 2 nomi diversi? Quanti covi delle Brigate Rosse sono stati scoperti perché quello arrestato aveva in tasca le chiavi con scritto via tal dei tali, terzo piano, interno 4? Cioè questa è la realtà, no? A Milano a un certo punto decidono di fare la grande azione, tutta l'autonomia operaia, assaltano l'azienda dei telefoni per staccare i telefoni a tutti, la polizia, i carabinieri, l'esercito, eccetera, staccano i telefoni a 20.000 famiglie, che sono sbagliati. Ma cazzo, ma vuoi informarti prima di andare a staccare il telefono a 20.000 famiglie? Chiaramente a me non mi interessava, per cui io per fortuna esco prima di sparare, poi ovviamente a un certo punto iniziano a arrestare della gente che aveva fatto crimini, ammazzato, eccetera, e questi per uscire denunciavano 200, 250 compagni, e ovviamente vengo denunciato anch'io, ma anche lì colpo di culo, mi denunciano, l'imputazione più grave che avevo era un attentato che nessuno aveva fatto. Quindi al processo dice non l'ha fatto nessuno. Questo attentato E non tra risulta. l'altro il mio processo era rosso, io facevo parte dell'organizzazione di Toni Negri, che adesso ahimè vedo che viene descritto come un grande saggio. Vabbè. E praticamente sono riuscito a uscire facendo una scissione, cioè sono riuscito a convincere tanti ragazzi come me a scappare spiegando, no, dimostrando che questi erano pazzi. Comunque io esco da questa organizzazione, ma non è che avevo fatto i manifesti. Vado all'università statale un pomeriggio per incontrare una ragazza, tra l'altro con degli zoccoli di gomma, no? Molto molleggiato, mi piacevano tantissimo, e mi trovo anche lì, che cavolo di casualità, che c'è stata appena l'assemblea che il movimento studentesco di Capanna ha perso per 3 voti contro l'autonomia operaia. E io resto lì a cincischiare e mi rendo conto che tutti quelli dell'autonomia operaia se ne vanno e arrivano gruppi di servizio d'ordine del movimento studentesco e a un certo punto eravamo 7 restati lì come dei pirla davanti all'università e avevamo davanti 400 compagni del movimento studentesco e loro mi conoscevano, alcuni. E non è che parte una rissa, cioè io vedo uno, questi avanzano, tirano fuori le chiavi inglesi, i bastoni, eccetera,
e io vedo un colosso che mi viene addosso e l'istinto, no? Dice, poi guarda, c'era lo zoccolo di gomma, se gli tiravo un calcio rimbalzavo, per cui mi giro per scappare, poi mi giro per vedere, ma arriva un knockout sulla mascella, finisco per terra, striscio tra le macchine, mi rialzo, questo dietro un altro knockout, questo non aveva bisogno di piena bastonata, c'aveva una mano che era un... E praticamente a quel punto mi trovo con... Noi eravamo 7, io ero per terra, 6 con miei amici, 400 comunisti nemici, e i miei amici cosa fanno? Fanno... E riescono con delle urla disumane a fermare per una frazione di secondo i 400 compagni comunisti del movimento studentesco. Sergio Barini, quello che la mamma mi ha nutrito quando ero piccolo e abbandonato dai genitori, tra le gambe di un altro mi piglia per le braccia, mi tira e mi butta lontano. Non mi faceva male la mascella, è iniziato dopo. E anche lì casualità. Mi chiama Sergio Staino per lavorare sul supplemento comunista del quotidiano comunista all'Unità, Tango, e lì ho iniziato a chiamarmi Jacopo Fo, perché l'Unità aveva trattato molto male i miei genitori. Dicevo, Seri, lavoro all'Unità, adesso tiro fuori il mio cognome, vaffanculo, ho fatto anni come Giovanni Karen, e io si dettavano al telefono gli articoli, non esistevano i fax, internet, per cui tu scrivevi l'articolo, telefonavi e c'era uno che batteva a macchina il testo. Dopo che, detto a questo qua, che era sempre lo stesso, 20 articoli, a un certo punto finisco di dettare l'articolo e dice, ma tu sai chi sono io? Dico, no, non lo so, so che ti chiami Roberto. Io sono quello che ti ha atterrato 2 volte davanti alla statale, hai visto che cazzotti che ti ho dato? Ma vaffanculo, cazzo! Cioè, bellissimo. Si vantava con me di avermi menato. Quindi lui non solo pugile, ma anche dattilografo, esperto delle mani strepitose. Pugile, dattilografo. Uomo immenso. Io ho sempre avuto questi contrasti con uomini di una misura sterminata. Uomini enormi. Beh, è bello però, che poi alla fine anche qui trionfa l'amicizia. E anche diciamo. qui... Sto cazzo, cioè, manco mi ha chiesto scusa, almeno dice, sei solo vantato. Cioè, mi dispiace che, visto che scrivi queste cose intelligenti, mi dispiace di averti menato, che poi te resta, perché poi al momento non fa male, quando il knockout qui, cioè il professionista te lo dà qua, tu vai giù, non senti niente, dopo 3 ore senti qualcosa. E anche in quel caso, pure coi compagni, ad averci avuto una bella katana, No, si risparmiava tanto. No, perché lì se avessi tirato fuori la katana, affrontare 400 comunisti del movimento studentesco armati di bastoni a chiave inglese, calcola che un attimo dopo il capo del servizio d'ordine del movimento studentesco ha spezzato il braccio a questo mio amico perché questo cretinamente, mentre si allontanava, rideva perché non doveva dare soddisfazione, e allora questo l'ha pigliato per il braccio e ha detto, perché ridi? Perché non lo sai. E vedere spezzare un braccio così è stato un rumore un po' fastidioso. Il rumore del braccio, quindi forse in quel caso meglio non avere. Ma infatti la violenza fa schifo, fuori. Ragazzi, cioè. E comunque una cosa divertente, al mio processo, prima che io mi assolvessero, perché il fatto non era stato commesso a nessuno, ci fu un rapinatore che aveva, comunista, che aveva confessato 15 rapine, cose, eccetera, eccetera, e gli dicono, lei però in questo processo è accusato di questa rapina, e dice, io non posso averlo fatto perché ero ricoverato all'ospedale di Milano, Fate Bene Fratelli, per una peritonite ed ero sotto anestesia. Allora io ho visto il giudice che ha sclerato, dice, ma cazzo, ma non verificate, no? Col pubblico ministero, ma non verificate la gente prima di poter... Quello dopo, idem, un altro reato, ed era già arrestato nel carcere del 9, 20 metri sottoterra, in cella di isolamento, dice, ho confessato anche lui, perché ormai poi il processo è andato avanti fino all'88, per cui ormai era, no? La gente aveva confessato, aveva già fatto 10 anni di carcere, di cose, però l'ho rischiato a brutta, insomma, è stato... Mi sono salvato perché ero innocente. E tra l'altro anche lì io avevo cercato in ogni maniera di convincere i miei amici a uscire. Loro lo sapevano. Quando si sono pentiti, no?
perché nel mio gruppo c'erano 2 che poi addirittura ammazzarono delle persone. Uno era Marco Barbone, che era proprio mio compagno di scuola, cioè 1 anno meno di me. Loro, per salvarsi, hanno denunciato l'ira di Dio, però a me mi hanno salvato. Cioè io avevo una serie di imputazioni che erano tutte sbagliate. Avrebbero potuto dire semplicemente durante quel corteo ha lanciato i sassi contro la polizia. È vero, c'era scontri tutte le settimane, cioè dei reati credibili. Invece è come se loro avessero deciso che, siccome sapevano che io non avevo mai fatto un cazzo, non avevo mai sparato a nessuno, anzi li avevo fermati perché fino a quando c'era il dibattito cercavo di far uscire tutti, avevo bloccato tutte le azioni con la segreteria nazionale che ci diceva no, dovete andare, colpire, sparare. E noi... Per cui è strano che anche gente che fa delle cose orribili, però magari in certi momenti ha degli attimi di... E anche lì vorrei... Io ho cercato di raccontarlo, la follia, no, di quegli anni. Era tutto folle. E quando io adesso sento parlare dei ragazzi che vogliono prendere le armi, che vogliono... Dico, ma ragazzi, ma io ho fatto anche un libro insieme sempre a Sergio Parini su quegli anni, la vera storia delle cose. Ma insomma, Marco Barbone, durante uno scontro con la polizia, prima dell'inizio del terrorismo, abbandona una borsa con 2 bottiglie Molotov dentro, arma da guerra, 9 anni, e sulla borsa, era una borsa militare, c'era scritto Marco Barbone, liceo Berchet, classe quinta B, numero di telefono, indirizzo di casa. E lui il giorno dopo entra in clandestinità e dice questi mi vengono a PA, ho lasciato le bottiglie Molotov, nome, cognome, via indirizzo, e la polizia prende sta cosa, guarda Marco Barbone, dice ma figurati se è la sua, capito? Cioè era un concorso a chi la faceva più assurda, era veramente la follia. E secondo me bisognerebbe raccontarla ai ragazzi. Non credo, immagino non sia facile raccontare quella follia proprio perché non abbiamo neanche più i parametri storici di quel periodo che è stato Vabbè, ci forte. pensi pure quando hanno fatto la strage a Charlie Hebdo, quello ha lasciato la carta d'identità E tutti a dire perché ha lasciato la carta d'identità, ci sarà un piano. No, è cretino, perché quando uno ammazza qualcuno deve essere bravo. Cioè, secondo voi sparare fa così e bisogna essere delle cime? Se non hai trovato un altro sistema per cambiare la società sei un imbecille. Perché poi la storia ci dimostra, no? Cioè, tra l'altro, voglio dire, l'impero russo sovietico è un impero di quella potenza, di quella brutalità, quel livello di assassini, di campi di concentramento, eccetera, eccetera, crolla senza sparare un colpo. Ragazzi, la più grande dittatura della storia del mondo crolla senza che venga sparato un colpo. E tra l'altro la cosa anche lì, ma che bisognerebbe, come è successo? C'è un giornalista italiano che nella conferenza stampa del ministro dell'interno tedesco orientale dice scusi ma questa cosa che i tedeschi di Berlino Est non possono andare a Berlino Ovest e questo idiota dice ma no, ma non è così. Come non è così? Vuol dire che ma sì, se vogliono possono uscire. Dopo 10 minuti, questa trasmessa alla radio, dopo 10 minuti ci sono 1000 persone sotto il muro di Berlino che dicono alla guardia, ma allora ci fate uscire. E queste guardie non sanno cosa rispondere. E dopo mezz'ora erano 20.000. E a un certo punto uno sale sul muro e c'è l'ufficiale che lì ammazzavano la gente così, cioè ti avvicinavi al muro e eri morto. Ma c'è quello che deve sparare che dice scusi tenente ma devo proprio ammazzarlo quello lì che è salito sul muro. Il tenente invece di dirgli sì spara idiota, lo sai benissimo che dobbiamo ammazzarli, dice aspetta un attimo, telefono al colonnello, il colonnello telefona al generale, il generale telefona al ministro, sul muro ci sono 20.000 persone, è finito l'impero russo. Cioè l'impero russo è caduto per una stronzata. Ma questa è storia, andate a verificare su internet, non sto raccontando delle cavolate. Questa è stata la pausa scenica più bella di tutto il doppio colpo di tosse che rimbomba in un ex
Cioè, vuoi dire che di cattedrale. tutto quello che ho detto stasera solo il colpo di tosse? Il colpo di tosse rimane come momento. Ma Adesso che tristezza. facciamo un bel TikTok col colpo di tosse. Sì. Poi è interessante anche che all'epoca effettivamente ci si poteva iscrivere ai terroristi, cioè anche questa cosa era vera. non era- Letteralmente. Mi non si- iscrivo non ai era- terroristi. Una volta aveva una frase che era molto più si peso. poteva fare. Stefano, ti ricordi? Ma no, io infatti tu adesso hai detto, non so se risveglio poi, però ricordi brutti. Cioè, tu adesso hai detto, una volta mi hanno i fascisti e i comunisti, questi erano i comunisti. E i fascisti, posso chiederti No, i fascisti sono stati gentili perché... Ah, ok. No, veramente. Cioè, ma proprio, infatti lo vorrei ringraziare se qualcuno di quelli che mi ha menato, ma perché avevamo 13 anni, eravamo io e Camillo Ricordi, che era anche lui di una famiglia, Nanni Ricordi, quello della Ricordi Sì. della musica, grande, quello che ha lanciato Tenco, insomma. Comunque eravamo andati a questo albergo occupato e due ragazzini volevamo fare qualcosa, essere utili, guardate, andate a pigliare della stoffa rossa, dei bastoni, noi giriamo tutto il giorno, torniamo dopo 4 ore con sto fascio di bastoni per le bandiere e tutti i pezzi di stoffa rossa, facciamo bandiere rosse, aiutiamo e poi ci regalano 2 bandiere rosse e 2 fazzoletti rossi. E noi torniamo verso casa di Camillo, che tra l'altro adesso è uno dei più grandi chirurghi del mondo, col fazzoletto rosso e la bandiera rossa, e non sappiamo che a San Babila ci sono i fascisti 24 ore al giorno. Per cui a un certo punto arrivano i fascisti, urla cose eccetera eccetera, ci acchiappano, eravamo 2 ragazzini, ci hanno acchiappato per diciamo questo fazzoletto rosso, ci hanno trascinato tipo stracci per 40 metri, ci hanno dato 2 pattoni, ci hanno buttato contro il muro, strappato la bandiera rossa e il fazzoletto, se ne sono andati, cioè il minimo sindacale. Sì, cioè, proprio. che Meno di così non potevano fare, vai perdevano a la San- faccia, vai a perdevano la San faccia. Babila, Sì. cioè, è chiaro che... Diciamo, victim blaming era colpa vostra, non vai... Ma sì, ma Sì, c'avevano sì. tutte le ragioni, Ma cioè, certo, c'erano ve la i siete territori, cercata, ve la siete di lì cercata. in poi ci sono i fascisti, non ci andava. Dei signori, posso dire. Eh? Dei signori sono stati. Quelle erano le regole del gioco. Sì, Cioè, sì, sì. Erano le regole, sì, finché era così. Il problema è quando te menavano sul serio, ma lì io ho avuto culo, non so come mai. sì, diciamo, magari 13 anni hanno detto, vabbè, magari questo non è proprio lui Ma sì, il ci hanno primo avuto- della lista, lui è ma il sì, quinto, ma... sesto. Ma è questo che dico, ma pure i fascisti hanno un cuore e a volte i comunisti non ce l'hanno, per cui stiamo pari. X. E Sì. Stefano, se No, vuoi, ti volevo- perché... quindi, cioè, questa era poi, quindi hai lavorato sul male, poi il male è finito per i motivi che hai detto, e poi dopo quando è che hai cominciato a scrivere libri e poi spettacoli teatrali? Cioè, c'è stato un... Io ho lavorato poi per varie riviste di fumetti che nascevano, morivano, eccetera, poi Tango, e su Tango io ho fatto alcune cose di cui sono molto orgoglioso. Uno è, per la prima volta su un quotidiano comunista, ho fatto un articolo che era intitolato Anche i comunisti rubano, in cui facevo nome e cognome di un dirigente comunista processato per complotto con la mafia, per cui fatti non... E ovviamente questo creò un certo odio nei miei confronti, ma io ero proprio un provocatore, mi piaceva essere il primo a dire che una verità indiscutibile, anche i comunisti rubano, cioè, la storia l'ha dimostrato. E l'altro articolo si intitolava Muscoletti vaginali e parlava di questo problema che oggi è un po' superato, mica tanto, ma però allora il 60% delle donne italiane dopo la menopausa aveva problemi di incontinenza delle urine, anche peggio, perché non c'era la cultura di muovere i muscoli vaginali e il fatto che ci fosse un rapporto tra questa ginnastica, oggi su internet, su YouTube trovate pavimento pelvico, eccetera, quello che volete, ma allora non si sapeva proprio. E la prova era che noi avevamo il 60% di incidenza di questo disturbo, mentre invece Francia, Svezia, Norvegia, Finlandia, eccetera, eccetera, avevano il 18%, perché a scuola addirittura insegnavano questi esercizi. E io avevo visto un testo dedicato alle bambine di prima media,
Immaginate nel 1987 parlare di muscoletti vaginali sull'organo del Partito Comunista fondato da Antonio Gramsci. Io venni processato a Casalecchio di Reno, anche lì anni prima che poi dopo ci fu il Festival dell'erotismo, che io, e dici che cazzo, ma Casalecchio di Reno, roccaforte comunista, venni processato da 800 comunisti. E io mi alzai davanti a questa platea e dissi: ragazzi, io ho sofferto di tutti i problemi sessuali che ci sono, in più ho sofferto anche il fatto di avere l'eiaculazione ma non provare niente, che nessuno non c'era neanche sui manuali di sessuologia che, diciamo in maniera imprecisa, scusatemi i sessuologi, ma c'è la frigidità maschile, cioè tu c'hai tutto che funziona. Quando riuscivo a essere abbastanza, durare abbastanza, avere l'erezione, poi però non provavo niente. E poi ho detto: perché il partito non mi è venuto in soccorso? Io sono un giovane comunista, ho sofferto l'ira di Dio, e perché Berlinguer non ha mai parlato dei problemi dell'impotenza giovanile, dell'ansia dall'anorgasmia? Perché Paietta non si è dedicato a questo? E si sono commossi. Come prende? Erano lì per condannarmi per tradimento comunista, e poi ho visto la gente proprio veramente, perché poi tutti hanno i problemi sessuali. No? Infatti si saranno riconosciuti anche i loro in comunisti queste hanno i problemi sessuali. Certo. Soprattutto. Soprattutto. No, soprattutto no. Anche la destra sta messa bene, no? Però la destra anche c'ha una il centro, visione. anche qualunque. Cuore oltre I problemi l'ostacolo. sessuali c'erano tutti. Comunque, dopo questo exploit, io ho scritto il libro Lo Zen e l'arte di scopare, e poi ho fatto lo spettacolo, ho iniziato a fare l'attore. In realtà io recitavo anche da prima, però facevo teatro di strada, queste cose qui che non mi si vedeva. E poi ho iniziato invece a lavorare nei teatri, e insomma, ho avuto... Ma quindi questo libro, Lo Zen e l'arte di scopare, nasce quindi da delle cose che tu hai vissuto? È la storia di tutti i problemi che io ho sperimentato e tutte le soluzioni, a volte disastrose, a volte no, perché quando tu nel 1973 scopri che c'hai l'eiaculazione precoce, non c'è un manuale di sessologia che tu puoi comprare, non c'è nessun posto, e il problema era il bar. Io vado al bar e prima mi pigliano tutti per il culo, perché quelli più grandi di me, gli amici, no? Coniglio. Poi uno dice: vabbè, ma c'è la soluzione. Quando tu inizi l'amplesso, usa la matematica. Cioè tu appena stai entrando inizi a fare 7 per 3, 21 per 24 diviso 12 per 48, questo sforzo aritmetico ti rallenta. E poi ci ho messo un po' di tempo a trovare un'altra ragazza che fosse disponibile, perché quella precedente è troppo veloce, e praticamente inizio l'amplesso, 7 per 3, 21, finito. Che poi è uno dei motivi per cui ho abbandonato il liceo classico, è che ogni volta mi interrogavano e partiva e poi niente, l'altro sistema che a un certo punto, sempre rompendo i coglioni quelli più grandi, diceva: guarda, la matematica non funziona molto, cioè l'incidente, il tamponamento a catena sull'autostrada del Sole d'agosto, e tu appena inizi l'amplesso inizi a pensare di essere lì tra le lamiere contorte, con gli urla dei feriti, la puzza della benzina, eccetera. Questa roba ti fa schifo, ti rallenta. E io ho provato, e questa funziona di brutto, perché io mi ero sintonizzato sul martello pneumatico dei pompieri che stavano cercando di liberare un camionista dal camion, e praticamente non riuscivo più a smettere. Allora a un certo punto dico: cazzo, qui mi viene l'infarto. Lei era entusiasta, ma io stavo morendo, e praticamente mi viene un'idea, faccio arrivare un camion delle Folies Bergère, un pullman, le ballerine che sono già cambiate perché erano in ritardo per uno spettacolo a Modena, scendono da questo pullman tutte con le paillette, mi strappano la portiera, mi tirano fuori e mi possiedono rudemente tutte insieme, erano 25, e io raggiungo l'orgasmo. Però io amavo la ragazza con cui stavo e mi accoppiavo con un tamponamento a catena col corpo di ballo delle Folies Bergère. Capite che, essendo io romantico,
E alla fine di tutto questo lavoro mentale non provavi niente? Questo mi incuriosisce. Alternativamente, cioè o eiaculavo istantaneamente, sì, ma era un casino, cioè non riuscivo ad avere e poi mi sono reso conto, vi do una piccola soluzione perché magari, che praticamente se tu ascolti le sensazioni, invece, perché quando tu hai 17-18 anni, almeno il mio problema era che io ero talmente scioccato di realmente finalmente riuscire, che stavo lì a pensare, adesso cosa faccio? Stiamo facendo la posizione 14 del Kama Sutra, però vorrei fare anche la 32, ma però alla fine la faccio sulla 94 e praticamente tu pensi, se pensi non stai ascoltando le sensazioni, sembra una cazzata, ma se invece ascolti le sensazioni tutto funziona. Come dicono i napoletani, u cazzo non vo pensieri, perché se tu stai lì a pensare che devi fare bella figura, poi non parliamone quando tu hai sperimentato l'impotenza, perché l'impotenza è terribile, entri nel circolo vizioso, cioè quando tu sai che forse dopodomani potresti anche, no? E tu inizi la mattina che ti lavi i denti a fare rizzati, quando arrivi che finalmente sei lì, se magari funziona, che realmente lei ci sta, ti cali i calzoni, ti cali le mutande, guardi non c'è più, perché dalla paura si è nascosto tra i peli pubici e per tirarlo fuori ci vogliono 15 minuti le forbicine. Perché... Sì, questo io a 17, 18, 19 anni ce l'avevo in modo proprio devastante, No, cioè un'ansia da prestazione incontrollabile. E infatti questo, collegato al discorso di prima, tutte le persone che mi dicevano e mi hanno detto per anni il sesso dopo che ti fai le canne che bello, col cazzo, perché pensi a 10.000 cose in più e c'avevo tutte ansie, tutte cose, e poi pensavo se metto la mano così le piace così, se metto il piede così mi piace così, finito, sesso piacevole per 0 minuti per me e forse per 15 secondi per lei, e dici vabbè abbiamo fatto sta cosa, arrivederci e buonanotte. Un disastro. E pensare che a scuola ti insegnano Giovanni Pascoli. Che comunque manco e il tu peggiore. Tu c'hai cazzi di problemi come delle montagne e non puoi chiedere... Però adesso scuola pubblica, l'abbiamo fatta, la scuola pubblica italiana straordinaria, quale docente che abbiamo avuto ci avrebbe dovuto dire ragazzi, ma io infatti mi sono vendicato state nel momento, perché a Alcatraz per 40 anni abbiamo ospitato le gite scolastiche e figurati, io facevo le lezioni di yoga demenziale, una roba da ridere, ma a volte ti trovavi con delle classi che non c'erano. Allora dico, scusi professoressa, posso dire una cosa che riguarda i rapporti tra uomini e donne? Dice, sì, ma... Eiaculazione precoce! Pah! Cioè, il 100% dell'attenzione. Io facevo queste lezioni 2 ore sui miei problemi sessuali. Io devo dire che una cosa veramente che mi fa piacere, che a distanza, lo General Tescopare è uscito nel 92, per cui parliamo di più di 30 anni, trovo gente che mi dice guarda io ho letto questo libro 16 anni, mai salvato, è proprio una roba che dice ma proprio perché sono i miei racconti, non sono delle teorie, capito? Per cui è anche divertente, perché no, ti dici cazzo, fanculo. Ma infatti tu, cioè, quando è che hai capito come, cioè quanto ci hai messo a capire come dovevi comportarti? Tanto, e devo dire che devo ringraziare una ragazza che a un certo punto, mentre stavo armeggiando, mi dice Jacopo, ma tu non hai la più pallida idea di dove sia la clitoride? E io dico, cazzo, finalmente è una che se n'è accorta, perché cioè, che io poi perché avevo anche studiato, no? Mio padre mi ha detto se hai problemi guarda sui libri, avevo trovato questo libro del Il matrimonio perfetto, che bisognerebbe fucilarlo, chi l'ha scritto, che diceva come trovare la clitoride. Partite con le tette che sono più facili da trovare, fate una X in mezzo, andate giù dritto per dritto, ci sono delle dune, c'è l'ombelico, andate all'ombelico, uscite dall'ombelico, arrivate su, c'è un boschetto, attraversate il boschetto, guardate giù, c'è un canyon, lì c'è la clitoride, che poi vai sul posto e non trovi una mazza, dico, ragazzi, metteteci dei cartellini, delle insegne al neon, qualcosa, fate fuochino. Comunque questa mi spiega dov'è la clitoride e poi mi fa anche una seconda lezione, come trattarla. Perché quando tu sono anni che cerchi la clitoride e finalmente la trovi, no? Ti accanisci, adesso godica.
e le ragazze non gli piace perché sono delicate lì, che c'è da dire che anche noi siamo delicati lì, ma per un senso maschile di virilità, quando lei te lo grattugia sulla cerniera lampo dei blue jeans e tu fai e lei ti chiede ti piace, tu rispondi sì e lei va avanti. Allora ragazzi, qui è inutile che parliamo di ecologia e di pace. Se le ragazze non iniziano a spiegare ai ragazzi dove hanno la clitoride e i ragazzi non iniziano a dire alle ragazze che gli fa malissimo se glielo grattugi sulla cerniera lampo dei blue jeans, è chiaro che la gente poi la mattina quando esce di casa vuole la guerra e se è nucleare è meglio. A tal proposito c'è una rubrica. Qual è? No, c'è una rubrica che c'è una domanda scusa, che vai. facciamo a tutti gli ospiti, una domanda non facile. Noi chiediamo agli ospiti qual è il tuo dittatore estero preferito. Dittatore? Dittatore estero, Ai, la cosa più importante è estero qua, preferito. I parametri li puoi scegliere tu. Chiaramente è una domanda comica, facciamo una premessa, non siamo qua con... Io ho dei problemi con i dittatori, ho dei problemi. Però se devo essere sincero, il dittatore straniero che proprio io amo è Papa Francesco. Oh, ecco. Papa Francesco è cioè, il massimo del dittatore, perché non gli puoi dire niente, perché lui c'ha questa cosa che parla in nome di Dio. Voi sapete che il Papa non sbaglia, il Papa ha sempre ragione. E io devo dire che ho fatto carte false per poter stringere la mano al Papa e ci sono riuscito in un'occasione un po' triste, cioè accompagnando una piccola delegazione di vittime dell'uranio impoverito. Questa storia allucinante. Noi abbiamo mandato soldati italiani in Kosovo, in Iraq, eccetera, e c'erano le truppe americane e inglesi che andavano in certe zone con gli scafandri. Perché? Perché avevano lanciato dei proiettili coperti di uranio impoverito, che notoriamente non fa bene alla salute. Tra l'altro, pensate alla cosa assurda, siamo andati a liberare l'Iraq, l'Afghanistan e il Kosovo e abbiamo avvelenato delle zone, adesso stanno tumori, malformazioni, eccetera. Comunque, i nostri soldati italiani andavano in maglietta e calzoncini dove inglesi e americani andavano con lo scafandro. E abbiamo avuto a oggi 400 morti e una cosa come 8.000 contaminati. E siccome io ho fatto questa campagna insieme a Striscia la Notizia, proprio quando ancora nessuno ne parlava, mi hanno invitato a una serie di convegni, a una serie di manifestazioni, ci siamo incatenati davanti al Parlamento, perché lo Stato italiano non vuole riconoscere che questi nostri soldati sono stati avvelenati in servizio, non li riconoscono. Mia madre, quando era senatrice, ha devoluto tutto l'incasso a opere di bene, noi 17.000 euro al mese, tra cui comprare le bare e pagare i funerali per una serie di soldati italiani, cioè una roba. E comunque mi hanno invitato proprio per questa battaglia che ho condotto con loro per anni ad andare dal Papa. È stato commovente, cioè un uomo, innanzitutto lui in pieno Covid non usava la mascherina. Dice, Dio, se mi vuole ammazzare, mi ammazza. Un uomo della sua età che riceve in una mattina decine di delegazioni. Noi eravamo una quindicina di persone, insomma. È venuto sulla porta, tutto camminando in difficoltà, ci ha dato la mano uno per uno, ha ascoltato per un'ora questi racconti allucinanti, padri, madri, figli, gente che stava malatissima. E poi ci ha riaccompagnato uno per uno, ci ha dato un rosario, un libro di fotografie. Io mi sono commosso. Cioè ho visto, dice, ma come il Papa, nemico storico, no? Ho fatto tante vignette, sono tutti papi. Ma questa proprio sta facendo
Sta facendo il Papa, è una cosa incredibile, un Papa che fa il Papa. Dici Ratzinger non l'avrebbe fatta sta cosa. Se fosse stato Ratzinger. Allora, io Ratzinger l'ho preso per il culo a morte, ho fatto dei fotomontaggi con tutte le foto di lui, con tutti i cappelli, perché Ratzinger era un esteta, no? Però ragazzi, Ratzinger, mi sono sbagliato, ho fatto autocritica pubblicamente, perché? Perché Ratzinger ha fatto tutta l'inchiesta sui ladrocini delle banche, eccetera, eccetera. Evidentemente per tutta una serie di ragioni non poteva lui, non aveva la forza di attaccare e ha dato le dimissioni e ha fatto eleggere uno con cui lui non era d'accordo per niente. C'è questo film meraviglioso, I due papi, in cui a un certo punto Ratzinger dice a Francesco tu adesso devi andare a fare il Papa. E lui dice, ma Ratzinger, ma io non sono d'accordo con niente di quello che tu dici, perché vuoi mandare me che sono il partito contrario all'interno della Chiesa? E lui dice, è perché adesso serve un guastatore come te, adesso no? Grosso modo, la battuta non me la ricordo esattamente. E Ratzinger è stato un grande. Anche lì ragazzi, quando uno dà dei giudizi tranchant, no? Ah, questi bene, quello male. Poi a volte non hai capito com'era il gioco, perché a volte quelli che sembrano cattivi sono quelli buoni veramente, e a volte quelli che sembrano così buoni sono dei figli di buona donna, con tutto il rispetto per le loro mamme. Quindi questo comunque è un messaggio positivo per entrambi. Ecumenico, La cosa più pacifista, e mi sono salvato di elogiare un dittatore che è durissimo. È andata benissimo, infatti complimenti, ne sei uscito a Ma testa infatti, altissima. So troppo furbo, A testa altissima. Sono troppo furbo. Col Santo Padre, che speriamo di avere anche lui ospite nel podcast. Stiamo facendo lavorare l'ufficio stampa per invitare anche il Papa. Per ora siamo molto lontani, però mai dire mai. oggi ci Qualora portiamo... anche lui facesse un passo indietro, poi lo prendiamo in quanto civile babbano e gli diamo Santo Padre, ci dica. No, ci portiamo a casa comunque fascisti abbastanza ok. Papi diciamo. bravi tutti Papi e due, comunque buoni. Dai, 2 su 2 buoni. Vabbè, poi se vogliamo parlare di male dei papi, c'è una lista. No, non è questo il podcast giusto No, per poi parlare siamo in male dei chiesa, papi. ragazzi, su, Sì, no, comportiamoci infatti, bene. meno per rispetto per il posto in cui siamo, parliamo bene dei nostri papi. Esatto. Chi altro? Stefano, io ho un'altra domanda Classica? però se no, se vuoi, perché È tardi? sono le 11:30. All'i mortacci. Cesemo. Ci siamo quasi. Dai, sì, comunque. Che vogliamo dire? No, perché io poi ce l'ho, però... Sì. vai. No, io ho due domande, faccio al volo. Vai. Facciamo così. Tu hai parlato più volte di questo Alcatraz. Sì. Che cos'è? Come lo puoi riassumere in 2 parole, cioè in 3 parole, quante vuoi? Insomma. Alcatraz, io sono scappato da Roma con l'idea di creare una specie di monastero medievale in cui si potesse far venire della gente che aveva delle conoscenze, che voleva condividerle, per cui per 42 anni ormai, 43 anni abbiamo ospitato della gente straordinaria che ha raccontato delle cose importantissime, abbiamo fatto corsi di centinaia di tipi diversi, dalla psicologia all'ingegneria, come fai i pannelli fotovoltaici, teatro, cinema, abbiamo fatto di tutto. È stato un luogo di cultura molto strana. C'è ancora adesso? No, come no, c'è ancora adesso. Abbiamo appena finito una settimana meravigliosa con Eugenio Barba, che è questo allievo di Grotowski, il terzo teatro, una roba interessantissima, che non c'entra niente con la commedia dell'arte, la tradizione della mia famiglia, è proprio agli antipodi. Ed è interessante che anche lì siamo riusciti a trovare un'alleanza, no? Con persone che fanno un teatro completamente diverso. Non è stato merito mio, è stato merito di mia figlia Mattea e di Stefano Bertea. Però è interessante questa possibilità di mettere assieme attori diversissimi, perché il teatro è veramente qualcosa di magico. Che gli devi dire, infatti, eccoci qua. Eccoci qua. A modo nostro, nel nostro piccolissimo, Questo è... che lo vogliate o no, state assistendo.
Ma invece no, un'altra cosa, tu poi a un certo punto cioè, partecipi anche al Maurizio Costanzo Show, Sì, ma lì com'era invece quell'ambiente lì, cioè come ti trovavi in quella situazione? vabbè, io devo dire che Maurizio Costanzo mi ha sempre trattato molto bene e diciamo, è una cosa che mi è servita tantissimo, cioè Maurizio Costanzo Show negli anni 90 era superlativo, era una pubblicità incredibile e che ti posso dire? Io riuscivo a stare in piedi perché sono sempre stato gentile nei vari scontri, ma fermo. Cioè, avevi comunque rapporti, cioè, tipo con lui pure, sia con Costanzo, sia con... No, i rapporti con Costanzo erano, se ti andava bene, 30 secondi prima di andare su si passava nel suo camerino e lui diceva, vabbè, allora parliamo di questo, parliamo di quello, ok, va bene, ciao, fai come l'altra volta. Non posso dire che ero amico di Maurizio E Costanzo. con le persone invece che gravitavano in quell'ambiente, com'era con gli altri, non so come... Io ti devo dire che incredibilmente c'è stato, io ho avuto un rapporto con Vittorio Sgarbi che ci siamo scontrati in alcune trasmissioni, però per capire, io ho l'atteggiamento che io non cerco la rissa, no? Per cui lui preferiva degli bersagli più... E poi Costanzo una volta ci vede comunque discutere su due fronti ovviamente e gli viene in mente l'idea di fare una puntata io, Sgarbi, mia madre e la madre di Sgarbi, che è stata una cosa da non credere perché mia madre era tipa tosta, la madre di Sgarbi era un colonnello dei guastatori, capito? E c'è stata questa puntata che credo che, diciamo, l'Italia abbia visto me e Sgarbi come due vittime di due madri, vabbè, queste, no? Perché mia madre è una persona dolcissima, non farla incazzare che... Cioè, l'ultimo schiaffo mia madre me l'ha tirata che avevo 19 anni, stava moribonda sul letto, ho detto una cosa che non gli andava bene di politica, tipo sai zombie, no? Si è alzato e dice PA! Insomma, ma infatti poi con Sgarbi ho sempre avuto buoni rapporti, quando ci scontriamo in televisione io dico Sgarbi io ti amo, sei una persona meravigliosa, sei dolcissimo, però non sono d'accordo con quello che dici e lui mi risponde uguale. E poi ho fatto Tranquillo. un'intervista su YouTube dicendogli tu sei quello che ha inventato la televisione cattiva e lui mi ha raccontato com'è nato Capra, 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 perché lui è cosciente di quello che fa, lui sta interpretando una parte, no? E com'è nato? Cioè, che ti ha detto? Vabbè, adesso è Vabbè, lunghissima. no, vabbè, Forse per quando Sgarbi verrà ospite del Quando è Sgarbi, podcast. dici? Ma l'avete invitato Sgarbi? Non l'abbiamo ancora Non l'abbiamo invitato, però invitato. forse questo è il momento in cui lo invitiamo Dici? ufficialmente. No, dovete invitarlo. Dici che da Sgarbi. invitare Sgarbi. Ma poi lui è veramente, dal punto di vista dell'arte, io sono andato a fargli un'intervista su mio padre a casa sua, cioè io a casa sua ho visto delle opere d'arte di attori, di pittori sconosciuti, ma dei capolavori. Lui è uno che veramente è Sì, un... quella, la vera forza sua è che poi sull'arte effettivamente è la sua passione pura e poi fuori da quello si sbrodola sempre in Però cattiverie. è sportivo, cioè lui a un È certo sportiva, punto... questo l'ho lui conosciuto per pochissimi lui a minuti. un certo punto voleva spostare la Venere di Aidone, che è un paesino vicino a Piazza Armerina, questo piccolo museo. C'hanno questa Venere che è una storia incredibile, come è stata recuperata dall'America, eccetera, e lui comunica che la voleva portare a Roma, perché dice lì non la vede nessuno. E a me mi hanno invitato nella giornata di protesta in questo museo, che tutti andavano a questo museo per far vedere che qualcuno ci andava. Io stavo lì vicino, sono andato anch'io, sono fatto raccontare tutta la storia e poi mi sono sdraiato all'ingresso del museo con un cartello Sgarbi non lo fare, lascia stare la Venere. E lui dopo 4 ore ha risposto con un comunicato di stampa dicendo Jacopo Fo non capisce una mazza, la testa di cavolo, qui ho il mio progetto, eccetera, eccetera.
Dopodiché la mia foto che ho pubblicato su Facebook ha fatto adesso, non so, dei numeri colossali. Io gli ho risposto gentilmente dicendo guarda, secondo me hai pigliato e lui il giorno dopo ha fatto un altro comunicato stampa dicendo vabbè, ha ragione Jacopo Fo, andate a fanculo. Cioè, ma quando mai un avversario ti dice una cosa allora così? forse voi Cioè, siete non ho- due, no. Vedi? forse con te è un duellante alla pari, però Non lo so, sembrerebbe dalla televisione a me- che abbiamo a me guardato sta io quando lo vedo fa sti numeri in televisione vedo proprio teatro, vabbè, allora magari lo invitiamo, sono viene. perverso, amo No, Sgarbi, magari ci basta, sorprende, magari ci sorprenderà. amo Sgarbi e il Papa. Dopo il Papa anche. Sgarbi, anche i papi, i fascisti. i Li fascisti, abbiamo... tutti. No, adesso no, i fascisti. No, Quelli certo. buoni, quelli Certo, buoni. I fascisti buoni mi stanno simpatici. E quali sono i fascisti buoni, Stefano? I fascisti buoni? Sì. No, non lo dico, sennò poi sembra... No, sennò poi... Stefano, vai. No, volevo Ti vedo chiedere- scatenato. Ragazzi, qui, Sì, non è facile, è una partita di ping-pong. tennis. Forse mi dovrei mettere un po' indietro. Stiamo fermi. per più Ma invece questa cosa del Nobel, no? Cioè tu dove ce l'avete adesso? Cioè, dove il Nobel, cioè fisicamente, dov'è? A Ce casa? l'abbiamo a casa. Ma tipo in un cassetto, cioè dov'è Io esposto? non te lo posso dire, scusami. Ah, te lo rubano, dici? No. Ah, Se ok. c'è una cosa da rubare effettivamente. Sì, Non no, si per può capire dire. se... Cioè, Quello che ti posso dire è... abbiamo ancora 5 minuti? Sì. sì. Abbiamo tutto il tempo che ci pare, finché non chiude la perché baracca. mio padre prende il Nobel? Molto velocemente. La mamma di mio padre, prima di morire, mi racconta la verità. Cioè lei quando aveva 17 anni, giovane contadinella, sta raccogliendo l'insalata in un prato, il cielo si spalanca, arriva una luce che la colpisce, lei sviene, resta svenuta per un paio d'ore e quando si risveglia è sicura di essere stata toccata da Dio. Molto fedele, molto devota. Dopo 3 giorni arriva a Sartirana un indovino, lei va dall'indovino e l'indovino le dice quello che avrà detto chissà quante donne, tu avrai un figlio che sarà famoso in tutto il mondo. Quindi mia nonna fa 3 figli, non sa chi dei 3 sarà il genio, ma non è che li alleva in maniera libertaria, di più. Tant'è che mio padre 5 anni, mio zio Fulvio 3 anni e mezzo, decidono un giorno, approfittando che la mamma non c'è, di sperimentare il paracadutismo. Si buttano dal balcone del secondo piano attaccati all'ombrello di mio nonno che si sfascia, arrivano giù, incredibilmente sopravvivono. Mia nonna, richiamata dagli urli, arriva, li vede che sono ancora vivi, li massacra col battipanne, ma poi si vanta con le amiche, miei figli. Paracadutismo, non so se vi rendete conto. Il che loro sentono la mamma che si è, dopo 10 giorni decidono di attraversare il lago Maggiore, perché loro abitavano sulla riva del lago, non avendo una barca prendono il mastello dei panni, lo buttano in acqua, 2 pezzi di legno, iniziano a remare, affondano a 200 metri dalla riva, un pescatore li prende colpo di culo, perché se non passava anche lì la casualità perdavamo un premio Nobel e un altro genio, per cui mio zio, mia nonna lo porta a riva, li massacra di botte, e però poi si vanta, i miei figli, nautica, paracadutismo. Dopodiché i 2 criminali, incentivati dalla madre, prendono la sorellina di 1 anno e mezzo, la legano a un albero, accumulano fascine di legno, si fanno i segni di indiano, piuma, danno fuoco alle fascine e praticamente per fortuna mia zia inizia a urlare come un'aquila, arrivano i vicini perché la madre è andata a fare la spesa, spengono il fuoco, slegano la bambina, arriva la nonna, la mamma, li massacra di botte, però dice miei figli. Io mi ricordo, giuro, da quando sono piccolo, mia nonna che dice a mio padre, tu prenderai il premio Nobel. Quando l'ha preso, in famiglia tutti abbiamo detto, oh cazzo, c'aveva ragione la nonna. E allora mio padre ha preso il premio Nobel perché era molto bravo o era molto bravo perché aveva una mamma pazza che era convinta che doveva prendere il premio Nobel? Stupendo. E forse su questa storia, dobbiamo chiudere su questa storia perché non esiste storia più bella. Un altro applauso per favore a Jacopo Fo.
Grazie. Se volete farlo anche a Stefano Rapone va bene, Daniele Tinti. a questo spazio straordinario, a Matteo che ci ha Comunque ospitato. c'avevo delle altre storie, però ormai è finito, però magari mi dovrete richiamare un'altra volta. Hai altre storie? No, io adesso è finito, ma facevo così. Se vuoi possiamo andare avanti facciamo- anche... No, dico per il futuro, se per caso vi capisco, sono stato molto bene, vieni- sappiate. volentieri, sono ma- Vieni, No, ragazzi, vieni per a me- Roma. Per me essere qua a questo podcast seguito da masse oceaniche è un colpo di culo disumano. È un quindi colpo di culo reciproco. provo a raccomandarmi da solo. Va Ma bene, io, grazie. Visto che siamo qua tra amici, faccio un'ultima cosa. Visto che siamo qua. No, vabbè, ma è giusto che abbiamo... No, questa la tagliamo volendo. Ah, questa parte la tagliamo? Se la vogliamo Sì, tagliare. no. se Ah, no- ok, quindi questo è solo, vabbè, poi ci sono Sì, tutti, per noi. sì. C'è una domanda che, mo non voglio sembrare irrispettoso, però quando è venuto a mancare tuo padre, quanto ti ha rotto le palle che tutti su internet scrivevano Dario fu? Vabbè. Ragazzi, cioè, dopo questo posso soltanto ammutolirmi perché è un colpo basso. Questa è una caronia. Anche perché io queste battute è un trauma per me, perché non le capisco subito, capito? Cioè ci devo pensare... No, perché era tutto un continuo, e dice, eppure io dicevo, comunque basta. Un po' di rispetto per un cazzo di premio Nobel, Capito, invece cioè- tutti... vabbè, basta. Invece... Tu non l'hai vissuta male, quindi, cioè, nel senso, non il fatto in sé, dico le battute. Cioè, ma vi rendete conto una freddura così su mio padre? Cioè, non c'hanno religione. Ho cercato qui a portare una parola di pace e di amore, ma... Invece questa chiesa cattiveria. doppiamente sconsacrata, Stefano, avevamo chiuso... Mica l'ho appunto, fatta, è sconsacrata. Io ho mica l'ho provato. fatta io, era per criticarla. No. No, ho fatto una cazzata. E allora Ho fatto una un cazzata, applauso, Scusate. un altro applauso.